1, 2, 3, prova, sa. 1, 2, 3, prova microfono, 1, 2, 3. Passare a miglior vita non sarà più un modo di dire. Onoranze Funebri Nuova Vecchio propone Funerali Deluxe con carro funebre Porsche Panamera che in esclusiva mondiale trovi solo da noi. Onoranze Funebri Nuova Vecchio soddisfa le richieste dei clienti più esigenti, anche i più particolari. La Nuova Vecchio organizza e cura ogni dettaglio in maniera minuziosa, garantendo professionalità e serietà. A Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86 e in via Plebiscito 677 di fronte ospedale Vittorio Emanuele. 095 21 68 215 392 11 90 876. Funerali in grande stile, la certezza di essere unici. Serenità, pace, saggezza, i valori della vita. Ritrovali con Luigi, in arte Oris il mago bianco, operatore dell'occulto, qualificato in ritualistica sudamericana. Oris ti aiuterà a ritrovare la strada della verità e a superare gli ostacoli sul tuo cammino. Chiama con fiducia allo 095 53 33 58 o vieni nello studio di via De Branca 12 Catania. Oris, il mago bianco, la verità finalmente alla portata di tutti. È giunta l'ora della pausa caffè? Punto Caffè, tutto il gusto di un buon caffè espresso racchiuso in comode cialde e capsule originali e compatibili per ogni tipo di macchina da caffè. Nespresso e a modo mio. Cioccolato, tè, ginseng e orzo. Da Punto Caffè, macchine da caffè in comodato d'uso o da comprare con pagamenti personalizzati. Punto Caffè di Cambria Sebastiano, a Catania in via Plebiscito 198. Servizio a domicilio 095 34 77 51. Si effettua macinazione caffè. 150 cialde Borbone più kit accessori 25 euro. 150 cialde Poker Caffè 16,50 euro. 100 capsule Poker Caffè compatibili con tutte le marche 15,90 euro. Toro Arredamenti ha le soluzioni che cercavi per fare della tua casa l'ambiente che sogni. Toro Arredamenti, una grande scelta di cucine componibili. Mobili classici e moderni. Favolose camerette, comodi salotti e camere da letto da sogno. Toro Arredamenti adesso è anche Relax. Vendita di materassi Salus, Permaflex e Vigorflex. Toro Relax ti offre una rete, un materasso e un guanciale a soli 99 euro. Toro Arredamenti, via Lenin 70, Lineri Mister Bianco. Le soluzioni che cercavi. È il nuovo showroom in via Lenin 59. Arrivau paniconzato di scillichenti, bello, cavolo. A Catania, nel cuore del centro storico, in via Coppola 47, finalmente ha aperto Crusca Paniconzatu, tutta la tradizione del vero paniconzatu di Scillicenti. Crusca Paniconzatu è anche panineria. Vieni, ordini e gusti le nostre prelibatezze in pieno relax, comodamente seduto al tuo tavolo. O se preferisci, ordina con servizio a domicilio gratuito. 340 23 12 748. Da Scillicenti a Catania, Crusca Paniconzatu. Ogni 2 panini, una lattina omaggio. Ogni 2 ciambelle, una lattina omaggio. Ho rottamato la mia vecchia auto. Sai quanto mi è costato? Nemmeno un centesimo. Sicil Rottami. Rottamiamo la tua vecchia auto a costi zero. Ci troviamo a Catania, terza strada 4, zona industriale. Sicil Rottami, dal 1984 al tuo servizio. Demolizioni auto e veicoli industriali. Demolizioni industriali. Raccolta metalli ferrosi e batterie esauste. Contattaci con fiducia. Sicil Rottami, a Catania, terza strada 4, zona industriale. Telefono 095 713 9221. sicilrottami.com. Se volete acquistare pezzi di ricambio auto usati, chiamate Andrea 342 02 56 278.
PN Serramenti, fabbrica di zanzariere e avvolgibili, grande esposizione di porte interne in legno, cancelli di protezione in ferro, prezzi da non credere e finanziamenti a tasso zero. Visitate il negozio. Vasta scelta di zanzariere, avvolgibili, porte in legno e cancelli di protezione in ferro. PN Serramenti a Gravina di Catania, via Gramsci 42, 095 75 45 338. Un posto non soltanto per dormire, ma anche per sognare. Un posto dove crescere una famiglia con amore e dove provare gioia per il resto della vita. La tua casa. La tua casa. Il Centro Colori lo sa e riesce a soddisfare ogni tuo desiderio. Progettiamo e stampiamo bordi, carte da parati, stencil e stampe di grandi dimensioni. Realizziamo qualsiasi colore e decoro per le tue pareti di casa. Centro Colori, ferramenta, idraulica ed elettricità. A Catania, in via della Concordia 142, Centro Colori. Per una vita a colori. Tempera 13 litri 9,90 €. Glitter 3 €. Ed adesso anche a Jar, in via Luigi Sturzo, numero 34. A Catania ha aperto un nuovo negozio dedicato alle bevande di ogni genere. Non solo alcolici. In grosso e dettaglio. Spegni la tua sete. Goditi una piacevole bibita rinfrescante. Scegli i vini da portare sulla tua tavola. Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti. Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso. Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania. Info 348 10 50 454. Confezione. Acqua Lete Levissima da 1,5 litri, 1,99 €. Coeco SRL, azienda specializzata nel settore del commercio di prodotti siderurgici ad alto livello. Ferro, ferro battuto, zincati, reti, grecate zincate e preverniciate, termocoperture e termopareti, grigliati metallici, asolati, ferramenta, tetto finta tegola, travi, tubi metallici e lamiere. La costante attenzione al soddisfacimento dei bisogni del cliente e il monitoraggio continuo delle evoluzioni del mercato fanno di Coeco SRL un punto di riferimento presente e affidabile nel commercio dei prodotti siderurgici. A Catania, via Campo Sportivo Mister Bianco. E a Messina, contrada a Roccamotore, salita Larderia. Info 095 39 88 64. Coeco SRL, i migliori prodotti siderurgici a portata di mano. Sei stanco di fare interminabili file agli sportelli per pagare i tuoi bollettini postali? A Librino ha aperto City Poste Payment, l'agenzia di poste private dove si possono effettuare pagamenti di tutti i tipi di bollettini in modo semplice e veloce a un costo massimo di 1,50 €. City Poste conviene. Vieni a pagare i tuoi bollettini da noi. Risparmia il tuo tempo. Ci trovi a Catania, in Viale Nitta 3M Librino, presso l'agenzia di scommesse sportive Librino Games. Ambulatorio polispecialistico Nova Dental. Un team di medici specialisti al vostro servizio. Il poliambulatorio Nova Dental offre numerose prestazioni specialistiche qualificate. Odontoiatria e protesi dentaria. Ginecologia e ostetricia. Ecografie ed ecodoppler. Visite ocolistiche. Visite mediche e rinnovo patenti. Medicina sportiva e consulenza nutrizionale. Psicologi, psicoterapia. Nova Dental. Viale Librino 1A, Catania Librino. Info 095 21 61 872. www.novadentalsas.it. Adesso è in Piazza Galatea. Piazza Galatea. Sì, adesso è in Piazza Galatea. Piazza Galatea. È in Piazza Galatea. Scusate, chi è in Piazza Galatea? Panineria Nazzarosa si è trasferita in Piazza Galatea. E voi lo sapevate? Panineria Nazzarosa da Giuseppe, da anni tutta la bontà dei panini che avete amato di più. Adesso in una nuova location. Da soli o con gli amici, venite a gustare i nostri straordinari panini con tanti condimenti e contorni di ogni tipo. Tutte le sere in Piazza Galatea e sulla nostra pagina Facebook. Panineria Nazzarosa da Giuseppe. Bella Radio TV presenta Belle in piscina. In una straordinaria location ogni settimana saranno presenti fantastici ospiti. Il tutto in compagnia di Mary Milani. Questo giovedì il Belle in piscina sarà dedicato a Angelo Mauro.
qui, puntuali, super presenti per una nuova puntata del Bella in Piscina. Nuova puntata interamente dedicato, come avete sentito per tutta la settimana, proprio a lui, Angelo Mauro. Buonasera. Buonasera, come stai? Io benissimo. Mua, mua. Tu come Bella stai? più che mai, bella più che mai. Grazie, sempre gentilissimo, tu un gentleman, ma sediamoci subito, accomodiamoci Sì, nei nostri sgabelli, accomodiamoci. perché sarà una bellissima serata. Aspetta che mi avvicino un po' di più. Sì, Ecco, vieni. così siamo più vicini. Siamo più vicini. E allora? Dicevo, sarà una bellissima serata interamente Lo dedicata spero, a te. lo spero. Ma assolutamente sarà così, dedicata a te, alla storia di Angelo Mauro. Racconteremo e poi tra l'altro, ragazzi, vedremo assolutamente in anteprima, perché questi non sono stati visti, dei video molto particolari. Insomma, vi racconteremo un po' Angelo Mauro dall'inizio ad oggi. Io voglio subito andare a ringraziare Villa dei Sogni, che come sempre ci ospita, quindi grazie a Villa dei Sogni in via Camposportivo numero 48. Come sempre qui per tutti gli eventi potete venire tranquillamente ad organizzarvi, e poi ringraziamo loro che ci accompagneranno. Certo. La nostra SOS Band, che fra poco cambieremo poi anche il nome? Il nome cambieremo? Ne parliamo dopo. Va bene, ne parliamo dopo. SOS che? SOS che? Cattle Band? Certo. Cattle Band, va bene, ci sarà anche questa innovazione. Dobbiamo salutare anche lei, che sarà la voce dei nostri messaggi. Antonella. Colei che sarà la voce del popolo che ci segue, quindi una buona serata. Anche Perché aspettiamo anche le telefonate. Ovviamente, oltre che messaggi. Mi raccomando. Posa il telefono e salutaci, Antonella. Tutto in diretta, siamo in diretta sulla diretta. Buonasera a tutti, buonasera a tutti voi che siete lì davanti alla vostra TV, che siete con la vostra radiolina accesa. Buonasera da parte mia, da parte di Antonella. Darò voce ai vostri messaggi. Per quel che riguarda invece le vostre telefonate, pensateci da soli. Il numero, ve lo ricordo, è sempre quello: 388 82 92 885. Chiamate oppure mandate messaggi. Utilizzate questo numerino qui per questa sera. Va bene, grazie Angelo Antonella. Mauro, tutto per voi. Grazie. E allora, Angelo, ci ritroviamo qui insieme finalmente con tutto lo spazio disponibile per raccontarci, anzi per raccontarti, perché vogliamo sapere un po' tutto da te dall'inizio ad oggi. Angelo Mauro, che è nato oltre 35 anni fa. Io sono nato come batterista. Assolutamente, nato come batterista già nel campo della musica, lui era... Diciamo, stavi dietro. Sì, già suonavo nelle case discografiche di allora, che erano solamente due, GS e SEA. Sì, basta, ce ne stavano due, e poi io so che è stato qualcuno che ti ha chiesto proprio di incidere. Sì, no, ma così per caso, mentre che stavo suonando per un cantante allora conosciutissimo, parliamo di Tony Bruni, ci stiamo parlando di... Tanti anni fa. Un pezzo di storia. Sempre. E allora... Così candicchiavo con i microfoni, quelli là panoramici, quelli là per la batteria, e allora mi hanno registrato. Mi hanno detto, esci. Devi andare dall'altro lato, mi sa tu. E ho detto, vabbè, ma che devo fare io? Perché allora c'era Nino D'Angelo che uscì il disco Nu Jeans e una maglietta. Certo. Dopo un mese uscì io con Dinda Discoteca. Però ho detto, vabbè, ma che devo fare? E invece... Da lì è iniziata Angelo Mauro. C'è stato quel cia napolitano che ha avuto un successo veramente, perché allora quando si vendevano 20.000 copie era qualcosa di straordinario, era davvero una bomba. Mai successo, perché mai successo. È vero, e da là poi... Allora, poi vabbè, andando avanti tutto cambia, è Io normale. e te, Donna di Paglia, poi c'è stato il grande successo che è stato quello di Nu Jeans e tu, poi c'è stato Fumo, poi c'è stato... e poi... E da lì diciamo che Angelo Mauro non solo qui ha iniziato un po' a girare, ha iniziato a essere acclamato e richiesto anche fuori. Sì. Perché Vabbè, ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo, no, però... Se buttiamo tutto ora... No, voglio dire... dico? No, è vero. Diciamo anche però ora, subito, immediatamente, che da pochissimo, e questa è una cosa che abbiamo anche presentato in radio, ma lo ricordiamo anche ora, da pochissimo è uscito il tuo nuovo lavoro discografico. Tu sei il cantante... Lo possiamo fare vedere? Grazie maestro. Il maestro Tuccio. Ecco qua. Te voglio assaggiare. Che abbiamo anche ascoltato e presentato in radio. Sei il cantante con più
napoletano qui in Sicilia con più CD in assoluto. Sì, 90 album. 90 album, 90 candeline. Scusa se è poco, una carriera davvero ricca di musica sotto ogni punto di vista. Poi tra l'altro hai anche realizzato da pochissimo un CD tutto in musica siciliana. Sì, quello tutto è siculo. È un CD perché... Allora, io canto anche in lingua calabrese, tu sai che la Calabria è stata una parte del tuo cuore, molto ed è una importante. parte dove io ho avuto tantissimo, fino ad oggi ho tantissimo successo. E allora ho fatto 5 album in calabrese. Ho detto, ma io non sono calabrese. Sono siciliana. Perché non fare un CD in lingua siciliana? Lo ha fatto anche Carmelo Zappulla parecchi anni fa. Certo. Perché non farlo io? Infatti, E l'ho fatto. E l'hai fatto. Ma quello è un CD particolare perché è dedicato per coloro che piace questo genere di musica. musica. Ma comunque secondo me la musica siciliana piace a tantissime persone, forse si sente di meno, ma piace. Ma la nostra piace. bella cultura è quella, è è quella. Comunque 90 candeline, cioè vale a dire 90 album, la storia di Angelo Mauro. Ti ricordi ancora il primo? Ce l'hai? Era una cassetta, giusto? È intitolato Dinda Discoteca. Dinda Discoteca è una cassetta, perché all'epoca c'erano le cassette. Anche ce l'hai ancora? Anche lo stereotto. Io ho cantato con lo stereotto. Era un cassettone così, che si entrava dentro un giradischi, un qualcosa di alto così, si portava con le mani, tu inserivi quel stereotto lì dentro, e questi ce l'hai ancora conservati. E quello durava 100 anni, questi finiscono. Questi sì, purtroppo si rovinano subito. Questa appena cade non per terra, si sfasciavano mai. Ma ce l'hai ancora conservati quelli? Diciamo i primi, ce l'hai tutti conservati. Ma io ho incominciato da piccolo, a 7 anni, ho cantato in lingua siciliana, allora con una cantante si chiamava Liliana, io avevo 9 anni, 10 anni neanche ce li avevo. Perciò ho incominciato proprio da piccolo. Sì. Ancora Nuvagliuncello con questa grande passione. Poi adesso hai iniziato con la batteria, parlando di musica, c'è anche la grande passione per il mandolino tu, e questa cosa è bellissima. Sì. Ogni tanto ve lo dico, lui spunta in radio con sto mandolino, si mette in regia con Sonny e registra. Vabbè, lo so, però è una cosa molto bella che volevo dire, insomma, la musica a 360 gradi, la verità è questa. Bisognerebbe conoscere un po' di musica. Esatto. Fa bene. Ma questo è un altro discorso. Senti, io a questo punto direi di leggere qualche messaggino, di prendere qualche telefonata, così ci riserviamo anche un po' a loro, poi ritorniamo e andiamo subito con il primo perché la prima brano. Telefonata vincerà un CD di Angelo Mauro. Davvero? Sì. Te voglio assaggiare? Assaggiamo. Allora, chi telefonerà? Pronto? Adesso vediamo. Chi telefona vince l'ultimo lavoro discografico di Angelo Mauro, che porta come titolo Te voglio assaggiare. Poi questo poi dopo lo racconteremo un pochino, che appunto stanno aggiustando un po' qui la abbiamo tutte cose strane, lecca, roba varia. Comunque, pronto? Buonasera, ascolti dal telefono. Buonasera, con chi parliamo? Con Ignazio. E Ignazio, da dove chiami? Ignazio chiama. Pronto? Ignazio, da dove chiami? Catania. Da Catania, benissimo. Ignazio, hai vinto il CD di Angelo Mauro. Hai vinto il CD, Ignazio, complimenti, sei stato il primo e hai vinto il CD di Angelo Mauro. Ma potrà venire a ritirare negli studi. Ok, adesso riferiamo il tutto. Allora Ignazio, dici tutto. Ascoltaci in radio, non in televisione, perché in televisione abbiamo il ritardo. No. Ignazio, ci senti? È disturbata. È disturbata, Ignazio, vediamo, proviamo. Niente, mi ora sa che è caduto. È caduto proprio. Va bene, salutiamo ad Ignazio. Niente CD per Ignazio, non abbiamo avuto il cognome, Va quindi bene. perché poi comunque daremo il nome e il cognome di chi ha vinto e lo potete andare a ritirare presso la GS, perché appunto è un prodotto GS, ricordiamolo. Certo. Andate qualora alla GS. voleste. Di pomeriggio, di mattina no, perché sono chiusi. Ecco, di pomeriggio, mi raccomando. Di mattina. Va bene, dai, allora io direi a questo punto di iniziare con il primo brano, Sì. perché loro ti vogliono sentire cantare. Sì. Quindi direi di iniziare con il primo brano e poi dopo ritorniamo con le telefonate, con i messaggini. Anche perché abbiamo delle sorprese stasera. Esatto, tu sai ragazzi. che in questo CD ci sono dei duetti. Sì. Perciò... E non svelare tutto, mi dici a me che devo stare zitta a e poco a sveli tu. poco, a poco a poco. E allora, che è sta roba? Come iniziamo questa puntata dedicata ad Angelo Mauro? Con un brano melodico.
Sì. più di 25 anni fa, è finita così. È finita così. Per tutti gli amori perduti Si che parte. poi si ritrovano. Sempre. Vai, Quando è il vero maestro. amore. Angelo Mauro! È finita va così, te ne vai e cunata, non te saggio capire, ma che ci tiene di vinto cuore, tu morivi passione, mentre adesso mi lasci. Non saggio che si con te agio sbagliato, tu cercavi il cuore mio per godere, per giocare, mi facevi tanto male e te ne abbusavi come un bimbo col pallone che lo prende a calci sempre, a così ogni momento tu facevi un braccio a me e mi piaceva così quando mi trattava male, perché stiva a me vicino sempre ogni momento tu cercavi il cuore mio, oh, 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 per godere bene e giocare, ma ti sei stancata in breve e adesso non mi ami. È finita va così, come un triste romanzo, tu devi rendere con chi non può darti un amore, mi rincresce che tu cerchi un altro al mio posto per godere di più, una nuova avventura. Tu cercavi il cuore mio per godere, per giocare, mi facevi tanto male e te ne abbusavi me come un bimbo col pallone che lo prende a calci sempre, a così ogni momento tu facevi in braccio a me e mi piaceva così quando mi trattava male, perché stava a me vicino sempre ogni momento tu cercavi il cuore mio, oh, 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 per godere bene e giocare, e non ti sei stancata per adesso, e adesso non mi ami. E adesso
adesso non ami più, così scontato bene, e vas giù da me. No, non mi porta giù più. È finita così. È finita così, ma noi partiamo in realtà Grazie, così, grazie, con grazie, un ritorno di 25 anni indietro. Grande il nostro Angelo Mauro, che ha deciso proprio di aprire questo racconto di quella che è la sua vita artistica proprio con questo brano. Come mai la scelta di partire proprio con questo brano? Ma perché è un brano che mi piace tantissimo, poi allora ha avuto un grande successo. Io poi adoro questa cosa che quando tu fai i tuoi concerti, tra il melodico poi gli metti sempre un pezzo invece abbastanza movimentato subito dopo. Dai un assaggio e un assaggio, un assaggio, un assaggio, Angelo un assaggio, Mauro un assaggio. è nato con l'allegria, Sì. giusto? Però poi ha avuto la fortuna di avere dei brani come Fumo, È finita così, Profumo, Io sto morendo e tu, Pronto quando mi ami, che ha avuto un successo anche al di fuori dell'allegria, Come melodico, come brano melodico. che poi quelle melodie sono quelli che restano di più. Questa è... Oddio, non sempre, perché No, perché ci perché sono ho delle dei brani canzoni che tu hai scritto, che canterò adesso. Esatto, che tu hai scritto, soprattutto uno l'hai scritto in un momento così, perché quando lui scrive, ragazzi, cioè quando gli viene l'ispirazione, lui ti scrive anche dall'aeroporto, per farti Allora, capire. io non scrivo tante canzoni, No, lo so. però me ne sono accorto che quando scrivo un brano fa successo. Ecco, capito? Questo è, di solito quando tu li scrivi sono sempre anche Una abbastanza... volta a settimana, è un Una brano volta a che è settimana, andato l'ultimo fortissimo. che diciamo è uscito prima di questo, L'inverno di questo scorso, lavoro, sì. esatto, l'inverno scorso. Questo è andato tanto come melodico. Sì. Come melodico Sì, che hai sì. scritto tu, è vero. Sì, Questo sì. è stato un po' lo definiscono e lo definiamo anche tutti quanti il continuo del brano Fumo. Questo Sì, qua tanti dicono così, ma è vero, tanti lo magari perché parla di una determinata situazione azione, che è la certo, realtà di oggi. che è la realtà, esatto. e che salutiamo che ci staranno guardando. Assolutamente, ci staranno guardando e ascoltando, perché ricordiamo che siamo anche in diretta radio, non solo in diretta televisiva, quindi siamo anche in diretta radio, e ricordiamo che ci saranno anche le repliche di questa puntata, che comunque poi vi andremo a dire quando saranno appunto le repliche, quindi se ci state ascoltando in radio e vi state perdendo la diretta non vi preoccupate, perché ci saranno le repliche. Certo. Comunque ritorniamo a noi, ritorniamo a noi e partiamo un pochino dal fatto che si è iniziato ad essere richiesto anche fuori. Parliamo un pochino di Angelo Mauro fuori. Ma io ho avuto la fortuna innanzitutto di avere un manager, un professionista che fa questo lavoro, perché è importante avere un manager che sa fare il suo lavoro, quella è la cosa principale sempre. Anche perché lui, oltre a essere un manager, è anche un comico famosissimo in Calabria, amico Purce. Sì. È come se parliamo di qualcosa di pazzesco per i calabresi nel mondo. Sì. Allora lui mi portò anni fa in Australia. Sì, e se abbiamo la telefonata la prendiamo. Se abbiamo la telefonata la Sì. prendiamo subito. Siamo andati in Australia la prima volta. Mi dicono che ce l'abbiamo Sì. adesso. perché Allora, prendiamo dopo subito. ne parliamo. Pronto? Pronto? Buonasera. Sono sempre io, Ignazio. Ah, Hai è sempre visto? Ignazio. Bravo Ignazio. Però l'album è sempre uno, no? Due? È sempre per lui. Non mi arrendo. Non si fatto arrenda. bene. Va bene, allora tu hai vinto un CD che potrai venire a ritirare Alla GS. alla GS, al negozio. Di pomeriggio, mi raccomando, di pomeriggio. Ok? Sì, ho capito. Nel frattempo, dici? Sì, volevo salutare a tutti lo staff di Bella Radio che vi seguo sempre, dalla mattina alla sera. Ci fa piacere, grazie Ignazio, ci fa piacere. Se mi potevate fare sentire Fumo. Fumo, sì, certo, questa la facciamo. Se non canto Fumo È finita, è finita così. Se Certo. canto Fumo è finita così. Ci sarà Fumo, Ignazio, la dedicheremo anche a te, va bene? A posto, perfetto. Grazie, Un bacione a voi. grazie. Un bacione, Angelo sei grande. Grazie Ignazio. Grazie Ciao, Ignazio, grazie, una ciao. buona serata, sempre con Bella TV. Allora, dicevamo. Sì, voi se avete le telefonate fatemi Sì, segnale quando che avete noi telefonate, rispondiamo, ok? riprendiamo. Datemi, Dicevo, ho avuto la Parlavamo della fortuna, ecco, e mi ha portato in Australia per la prima volta. Sì. Che vuoi? Prima volta uscire Fuori oltreoceano, l'Italia. è una cosa un po' particolare. Invece sono piaciuto. Ciao! Oh. Pronto? Però, Ciao Mary, come stai? Maria da Pachino! Ciao Angelo! Maria, ciao Maria! Aspetta Maria! Maria! Ragazzi, lo stacchetto! Aspetta!
tesoro, benissimo, tu come Ciao, stai? bellissimi, tutto a Sì. posto. Noi sì. Tonni, Alberto Stagli, Francesco, come state? Tutti Tutto bene, benissimo. Francesco ha un po' di Sì, febbre, Francesco ha un ciao, po' di febbre. Bagione, io c'ho il tuo CD, Angelo. Sai il Ah, CD? l'hai comprato quello Te del... voglio Sì, assaggiare. te voglio assaggiare, tu te fai mio marito questa sera, te voglio assaggiare. Sei una grande Maria, sei una... Hai visto? E allora Gli ascoltatori di gliela Bella canteremo. quanto sono fighi, brava. Sì, Gliela e canteremo. noi facciamo tanti saluti a tutto lo staff, alle vostre famiglie. Te voglio assaggiare, siccome è una canzone che già recita, te voglio mangiare, come non lecca da già consuma. La sapete già. A voi e alle vostre La possiamo famiglie. fare. Grazie Maria, anche per te. Sì, a mio marito sempre che lo strano. Va che bene. mi sta ascoltando, mia mamma Stella, Un bacio. la mia famiglia, i miei nipoti, i miei tre pronipoti. La canzone Te voglio assaggiare di Angelo Mauro. Va bene, te la faremo Dopo sentire. arriva. Un Ciao, abbraccio. Maria. A tutti, ciao. Ciao, Ciao ciao. tesoro. Scusa, Ciao, si chiama Maderata, ciao. Anche a tesori, te, ciao tesoro. Maria da Ciao, un Pachino. bacione, un bacione, Ciao. Lei chiama da Pachino. Ah no, io avevo capito da Pechino. No, Ah, no, in Cina. No, in Cina. Mannaggia, ero convinto. Com'è che è? Pechino. Pechino. Va bene, Pechino. Pechino. Allora, ritornando a noi. Sì. Vado Eravamo, in diciamo, Australia, un successo pazzesco. strepitoso. Perché? Ora ti spiego perché chi andava in America, chi va in America, in Australia, in Australia che tra l'altro adesso proprio, di questo ne parliamo Sì, dopo, sì, sì. vai. tutti andavano in America, ma con il classico, Sì. non con le proprie canzoni. Sì. Mentre io ho detto no, io canto le mie canzoni, o piaccio o non O non piaccio. piaccio. E invece è stata una novità. La prima volta che sei arrivato, io mi ricordo che molte volte, perché noi chiacchieravamo parecchio, lui fuori onda mi ha detto, eravamo in radio, proprio questa cosa, mi ha detto io quando sono arrivata, prima volta, sono arrivato lì, ho detto mamma mia chissà cosa succede, arriverò con i miei brani. Quando è arrivato tutti gli urlavano la parola Fumo! E allora lì mi sono incoraggiato. detto, e... basta. Pronto? Buonasera. Ciao, buonasera. Io devo parlare quanto male, sì, grazie. Sì, prego, buonasera, chi parla? Giovanni da Vittoria. Giovanni da Vittoria. Allora, Vittoria, devi sapere che è stata la prima. Vittoria è stata la prima città dove io ho fatto successo. Bene. Allora c'ero io, siamo a Busacca, vendeva cassette all'infinito. Si parte da Vittoria. Sì, quindi. prego. Giovanni. Ascolta, io devo parlare quanto male, grazie. Sì, aspetta che te lo passo. Ok, Angelo grazie. Mauro. Ciao, come stai? Ciao, ciao. Dimmi. Sono qua. E qua Angelo Mauro. Sono qua. Mi vedi? Ma se poi io, cavolo, non lo so perché... Arriva Ah, dopo. qui arriva dopo. Allora... Arriva dopo, 40 secondi Sì, di arriva- ritardo. Io Ci sono sono- ritardato. Ci sono 40 secondi di ritardo. Ok, dimmi. Sì, va bene, ok. Ok, Johnny. Pronto? Pronto? Allora. Dimmi. Dimmi. Ascolta, Sì. io sono Giovanni da Vittoria, Angelo, ciao. 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 Dimmi. Dimmi. Ascolta, io quando è a casa tua, a Catania, ti ricordano tanto tempo fa? Aspetta, Sì, ascolta. facciamo mente locale, localmente. Sì, mi ricordo. Boh. Vabbè, hai già mano. E posso ricordare. Sono... Io ti Cosa dedico... c'è? Niente, io ti dedico invece, sai cosa? Una bella canzone che sono sicuro che a te piacerà. C'è una cosa, sono ormai, non sono a casa per ormai, un po' canato, che... Si è rotto il telefono, porco. Allora, il Va bene, il è caduta la linea, pronto? È caduta la linea. Salutiamo ragazzi. l'amico nostro da Vittoria. Allora, buttalo da miseria, voglio spiegarvi una cosa. No, ma sai perché? Perché non È il sentiva bene. francesismo questo. Sì, sì. Allora, Che scusate. c'è? Che è successo? Prestate attenzione a me, per tutti voi che ci guardate in televisione. Vieni. Certo. Buttala da miseria. Dovete guardarci e sentirci dalla televisione. No! No, che Dovete Puttana da miseria, buttala dai. da miseria, vieni qua. Vieni appresso a me.
Sì, venga a Dovete ascoltare dalla cornetta, Sì, a quelli non sembra ora dalla televisione. il gelato gli sembra. Ecco, perché in televisione ci sono 40 secondi di ritardo. Voi ci sentite 40 secondi prima al telefono, in televisione ci vedete 40 secondi dopo. Siamo 40 secondi più giovani. Ovani. Quindi ascoltate dalla cornetta, porca miseria. Il televisore spegnetelo in quel momento. Buttalo dalla miseria. Miseria. Accomodiamoci di nuovo. Riaccomodiamoci, dai. Allora, vogliamo cantare? Io voglio cantare. cantiamo. Io stavo raccontando, sta Australia è rimasta così. Sì, e l'Australia, Ne allora, parliamo dopo. fumo, là è successo in America. Là è L'Australia è venuta dopo. Però l'Australia dopo dobbiamo ricordare un'altra cosa molto Sì, importante vabbè, che a breve abbiamo tempo, succederà. abbiamo tempo. E adesso cosa cantiamo? Se tuo marito sapesse. Ma come va a Ferni? Mia casita, mia Maronna Maestri. Angelo Mauro. Lui ne sa qualcosa. Vai. Una stanza vuota, un lettino appena, tu innamorata, 1000 vasi ardenti, con una paura ambiente, che ci fa tremare. Poi ci scrutammo, a che io venimmo ambiente, un cuore che batte, perché noi siamo innamorati assieme da casa. Se tuo marito sapesse che tu sei da mia, Maronna mia, già ci lascia tutte e due in vita mia, che brutta fine facemmo io e te. Se tuo marito sapesse che tu sei da mia, Maronna mia, tu mi dici stai zitta e non ne dici cosa, e sta paura più grande se fa. E poi pensavo, sta morata Ferni, ma poi ci parlammo. Quello ci è innamorato è solo una bugia, siamo da durare, ma che noi è senza noi avevamo, siamo una cosa e niente, un cuore che batte, perché noi siamo innamorati assieme. Se tuo marito sapesse che tu sei da mia, Maronna mia, se ne sa tutte e due in vita mia, che brutta fine facemmo io e te. Se tuo marito sapesse che tu sei da mia, Maronna mia, tu mi dici stai zitta e non ne resti cosa, e sta paura più grande se fa. Lasciamo soltanto la batteria, vai! Se tuo marito sapesse che tu sei da mia, Maronna mia, già ci lascia tutte e due in vita mia, che brutta fine facemmo io e te. Se tuo marito sapesse che tu sei da mia, Maronna mia, già ci lascia tutte e due in vita mia, che brutta fine facemmo io e te. Se tuo marito sapesse. Maronna mia, come va a Ferni? Quanto ci piace questa canzone, è troppo allegra, troppo divertente, perché uno immagina che se il marito sapesse che è sua. Sì. Pronto? Pronto? Buonasera, sono Massimo da Palermo. Ciao Massimo da Palermo. Buonasera a tutta la bella Palermo. Ciao, ciao Angelo. Ciao Palermo. Saluto te, Zorro, saluto Ninni Aramini e a tutto il gruppo dell'S Band. Grazie, a SOS, sì. Abbiamo il maestro Tuccio Sì. Calogero Il maestro, e il maestro Jimmy Farina qui con noi. Quindi... Il pane è Sì. assicurato, Cafarina. Ecco. E allora... Angelo, con il tuo permesso dobbiamo salutare una persona, un grande amico nostro da Palermo, il grande Graziano. Sì, lo saluto anch'io Graziano. e dicendogli, se mi ascolta, che si è dimenticato una cosa.
Ecco. Va bene. Ok, noi lo Qui salutiamo. mi dedichi una bella canzone, Angelo. Una canzone melodica, che atteso che piace la melodia. Ok? Sì. Va bene, ti dedico poi Fumo quando verrà il turno di momento. Fumo, va bene? Grazie. Va bene, un bacio a Zorro. Ciao. Ciao Palermo! Ciao, un bacione. Ciao Angelino, ciao. E adesso vogliamo una telefonata dalla provincia di Trapani, perché a Marsala la televisione va fortissimo. Lo so, però prima della telefonata, cioè nel frattempo in regia, prepariamo il primo video perché vorrei iniziare a mandare anche il primo video. Sì. Quindi Questo è un video che io sono in Calabria. Ah, ok, quello Sì. calabrese. Però prima di farlo vedere, siccome prima abbiamo parlato dell'Australia, io so che comunque adesso a dicembre Sì, ci ritornerò. ritornerai, Sì. ed è una grande gioia perché non è facile ritornare proprio tra America, queste zone così, sì, ma Australia è molto importante, per la quarta volta se non No, sbaglio. per l'undicesima volta. Undicesima volta. Sì. Proprio nel periodo di dicembre. Il 3 di dicembre Il 3 o la ecco perché prima, 3 mi ricordavo o la che prima c'era il 3 e il serata. 4. Poi siamo a Melbourne, Adelaide, Perth e tutte le zone. Sì, il canguro, una quello. cangura. Facciamo vedere il video della... Come? Sì, facciamo vedere un video dove sono in Calabria, non quello dell'Australia. quello della Calabria, Calabria mia. E sono in piazza. Assolutamente. Attenzione, non sbagliamo. Ecco. Metti un brano, dammo core. Sei un Se tu me lo sapessi, ce ne non sono hai tanti. capito una mazzola! È proprio il video in cui in Calabria, credo che è quando canti Calabria mia, giusto? Sono in una piazza, sì. Ok, dovrebbe essere proprio quello in cui quando canta Calabria mia. Andiamo. Se tu me lo sapessi, tuo marito va sapesse, bene. Quello là no, quello lo mandiamo dopo, all'ultimo. Se tuo marito sapesse che tu sei da mio. Maestro, che ne pensi? Se tuo marito sapesse che tu sei da mio. Più forte dice il maestro. Se tuo marito sapesse che tu sei da mio. Ecco, ci siamo. Un altro colpo, poi tutti insieme. Se tuo marito sapesse che tu sei da mio. Insieme. Se tuo marito sapesse che tu sei da mio. Già se ne sai che tu mi hai finita mia. Che mi stai nei bacini con me. Se tuo marito sapesse che tu sei da mio. Mamma mia, mamma mia. Già se ne sai che tu mi hai finita mia. Che mi stai nei bacini con me. E quello che hanno visto a casa Sì, è sì, proprio un video girato in Calabria, A Cosenza, sì, per provincia di l'esempio. Cosenza. Questo è quello che succede quando arriva Angelo Mauro, anche fuori proprio Calabria, che è una seconda casa per te, la Calabria. Mi ha data la fortuna. Ti ha dato la fortuna. È la verità. E vedere una piazza così piena, così perché poi tu comunque ispiri le persone anche a divertirsi. Nel Beh, senso, certo. non è che le persone stanno lì sotto il palco, stanno ferme e guardano immobili, cioè tu proprio li fai divertire, li fai ballare, li fai cantare, saltano. Ho un mio genere Hai di un tuo carisma, personalità. è un carisma mia. secondo Certo, me che certo, riesci a si nasce trasmettere. così, si nasce. Esatto, trasmetti Vabbè, questo poi carisma. abbiamo un video anche che sono in Puglia. Che... Ma lo facciamo poi, vedere dopo, lo facciamo vedere dopo. Intanto abbiamo Maestro, visto quello che prossima- succede in Calabria. Vogliamo prendere un messaggino, magari, e poi dopo andiamo Se abbiamo la con qualche- telefonata, prendiamola. Certo, ma lo faremo tra pochissimo. Sì. Intanto io voglio andare... Qua, eccomi, sono in onda, sono ok. in onda, ci sono, Ok. sono in Sì, diretta. sei in diretta, vediamo Non un ci pochino. picchia. Va bene, devo leggere i messaggini. Qualcuno sì, perché vogliamo sapere cosa pensano le persone. Allora, abbiamo un salutino da parte di Red da Palermo, non so se era la stessa persona che ha chiamato No, Red è un poc'anzi. altro. È un altro. Allora, abbiamo Red da Palermo, il quale saluta tutti gli amici della SOS Band e ringrazia per quello che hanno fatto per lui. Red, vi ricordate di Red? Vi Certo, ringrazia, certo. ok? Poi una buona serata a tutti da parte di Giusy Tomaselli, la quale voleva fare una dedica al suo grande amore, una canzone di Angelo Mauro dal titolo Una volta a settimana. Sì, questo Per ce l'abbiamo, Antonio certo. Vicino con Un ti amo vita mia.
Poi ancora una buona serata e una buona cena per il mio dolce papà Salvo Boncaldo, sei unico per me, tua figlia Morena, con una canzone di Angelo Mauro. Abbiamo un saluto per Angelo Mauro da parte di Alessandro Liotta. Sì. E poi ancora c'è Stefania che chiama da Catania, la quale voleva dedicare una canzone dal titolo Fumo di Angelo Mauro per la sua bellissima mamma. Certo, E la ancora faremo. una buona serata a tutti. Fumo ha fatto Dalla proprio la PM storia. Eventi di Pietro Mauro da Siracusa, Buonasera. il quale vuole salutare Zorro, tutta la band, Francesca Salici ed Angelo Mauro. Ciao Pietro Mauro. Lo salutiamo, lo salutiamo. Ecco qui, poi abbiamo ancora un altro messaggino che va per Zanti Michele, voleva dedicare una canzone tua con una buonanotte da parte della moglie che si chiama, vabbè, da parte della moglie, non scrive il nome. Poi ciao Bella Radio, vorrei dare buonanotte Salvatore Boncaldo da tutti noi, un bacio dalla figlia Giusy e la mamma, la moglie e la mamma. Volevano dedicare una canzone di Angelo Mauro ancora, buonasera a tutti, la bella Mary, poi ancora Angelo Mauro, tutto lo staff, sono Silvana e volevo dare la dolce buonanotte al mio amore Davide Sozzi, volevo mandare un grande bacio e Angelo Mauro, dedicheresti una bella canzone d'amore tutta per mio marito? Grazie. Certo, la facciamo subito. Guarda, facciamo una cosa, siccome è super Ci richiestissimo. fermiamo? Sì, Anto, al Va momento bene. ci fermiamo, ritorniamo con le telecamere da questo lato dove appunto ci troviamo noi, sempre qui a Villa dei Sogni, con questa fantastica band pronta per suonare questo brano, Angelo, che è richiestissimo e molto apprezzato soprattutto un po' da tutti quanti. Sì, è un brano attuale, ecco. Attuale, è un racconto ovviamente Un nella racconto vita. vero, un racconto vero. Diciamo che ogni genere musicale, ogni brano racconta un qualcosa di vero, Certo, fondamentalmente è sempre Però questo brano è più molto toccante sentito. perché parla strettamente, direttamente a una cerchia di persone che per un motivo o per un altro non stanno con le loro famiglie. E io ho voluto dedicare questo brano a loro esatto. per farli sentire magari più vicini, alle loro e famiglie. sempre Ok. presenti comunque anche nei pensieri un po' di tutti, Benissimo. che è la cosa più bella. Va bene, e allora noi adesso andiamo con questo brano che sicuramente in tanti stavate aspettando, il brano che proprio l'inverno scorso è venuto fuori, sì. una volta a settimana. Angelo Mauro, si continua. Vai. Vieni a trovare cadinde fredde senza sole, vieni a abbracciare, ho bisogno di vedere, vieni a cercare i sensi che non sa c'è stava, si sa strada giubiata, a colpa è solamente mia. Una volta a settimana te voglio vedere, una volta a settimana te voglio abbracciare. Avvocato marito, speranza c'è sta, vedrà che un giorno tutto finirà. Una volta a settimana te voglio vedere, una radio libera compagnia ci fa. Mio figlio dedica una canzone a papà, una lacrima accende te voglio morire. Non ti preoccupare, da quando esca libertà, sta vita fatta niente, no, io non la faccio più. Il suo piedi nell'acqua, non ne voglio più vedere. Giornate primavera, chi nel sole ci dà. Una volta a settimana te voglio vedere, una volta a settimana te voglio abbracciare. L'avvocato marito, speranza c'è sta, vedrà che un giorno tutto finirà. Una volta a settimana te voglio vedere, una radio libera compagnia ci fa. Mio figlio dedica una canzone a papà, una lacrima scende dai sette muri. Vieni a trovare, sto posto è freddo senza sole. Base mamma, dilla che tengo rivinto con
vedere una volta settimana. Una volta settimana te voglio vedere, una volta settimana te voglio abbracciare, una radio libera compagnia ci fa, mio figlio dedica una canzone a papà. Una volta settimana te voglio vedere, una volta settimana te voglio incontrare, mio figlio dedica una canzone a papà, una lacrima scende senza morire. Un'interpretazione, Grazie, oltre ad una grazie, canzone grazie, bellissima, grazie. anche un'interpretazione meravigliosa, questa di Una Vota Simmana del nostro Angelo Mauro. Va bene, allora a questo punto abbiamo una piccola pausa, Missa, sai? Sì. Ci fermiamo per un solo istante, ma proprio poco e noi ritorniamo qua tra poco. Publi! Città! Passare a miglior vita non sarà più un modo di dire. Onoranze Funebri Nuova Vecchio propone Funerali Deluxe con carro funebre Porsche Panamera che in esclusiva mondiale trovi solo da noi. Onoranze Funebri Nuova Vecchio soddisfa le richieste dei clienti più esigenti, anche i più particolari. La Nuova Vecchio organizza e cura ogni dettaglio in maniera minuziosa, garantendo professionalità e serietà. A Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86 e in via Plebiscito 677 di fronte ospedale Vittorio Emanuele. 095 21 68 215 392 11 90 876. Funerali in grande stile, la certezza di essere unici. Serenità, pace, saggezza, i valori della vita. Ritrovali con Luigi, in arte Oris il Mago Bianco, operatore dell'occulto, qualificato in ritualistica sudamericana. Oris ti aiuterà a ritrovare la strada della verità e a superare gli ostacoli sul tuo cammino. Chiama con fiducia allo 095 53 33 58 o vieni nello studio di via De Branca 12 Catania. Oris, il Mago Bianco, la verità finalmente alla portata di tutti. È giunta l'ora della pausa caffè. Punto Caffè, tutto il gusto di un buon caffè espresso racchiuso in comode cialde e capsule originali e compatibili per ogni tipo di macchina da caffè. Nespresso e a modo mio. Cioccolato, tè, ginseng e orzo. Da Punto Caffè, macchine da caffè in comodato d'uso o da comprare con pagamenti personalizzati. Punto Caffè di Cambria Sebastiano, a Catania in via Plebiscito 198. Servizio a domicilio 095 34 77 51. Si effettua macinazione caffè. 150 cialde Borbone più kit accessori 25 euro. 150 cialde Poker Caffè 16,50 euro. 100 capsule Poker Caffè compatibili con tutte le marche 15,90 euro. Toro Arredamenti ha le soluzioni che cercavi per fare della tua casa l'ambiente che sogni. Toro Arredamenti, una grande scelta di cucine componibili. Mobili classici e moderni. Favolose camerette, comodi salotti e camere da letto da sogno. Toro Arredamenti adesso è anche Relax. Vendita di materassi Salus, Permaflex e Vigorflex. Toro Relax ti offre una rete, un materasso e un guanciale a soli 99 euro. Toro Arredamenti, via Lenin 70, Lineri Mister Bianco. Le soluzioni che cercavi. È il nuovo showroom in via Lenin 59. Arrivavo paniconzato di Scillichenti, bello, cavolo. A Catania, nel cuore del centro storico, in via Coppola 47, finalmente ha aperto Crusca Paniconzatu, tutta la tradizione del vero paniconzatu di Scillichenti. Crusca Paniconzatu è anche panineria. Vieni, ordini e gusti le nostre prelibatezze in pieno relax, comodamente seduto al tuo tavolo. O se preferisci, ordina con servizio a domicilio gratuito. 340 23 12 748. Da Scillichenti a Catania, Crusca Paniconzatu. Ogni 2 panini, una lattina omaggio. Ogni 2 ciambelle, una
lattina omaggio. Ho rottamato la mia vecchia auto. Sai quanto mi è costato? Nemmeno un centesimo. Sicil Rottami. Rottamiamo la tua vecchia auto a costi zero. Ci troviamo a Catania, terza strada 4, zona industriale. Sicil Rottami, dal 1984 al tuo servizio. Demolizioni auto e veicoli industriali. Demolizioni industriali. Raccolta metalli ferrosi e batterie esauste. Contattaci con fiducia. Sicil Rottami, a Catania, terza strada 4, zona industriale. Telefono 095 713 9221. sicilrottami.com. Se volete acquistare pezzi di ricambio auto usati, chiamate Andrea 342 02 56 278. PN Serramenti realizza verande e giardini d'inverno infissi in alluminio a taglio termico con grande esposizione, prezzi da non credere e finanziamenti a tasso zero. Visitate il negozio. Grande esposizione di verande e giardini d'inverno infissi in alluminio. PN Serramenti a Gravina di Catania, via Gramsci 42, 095 75 45 338. Ritornate alla seconda parte del Belle in Piscina, interamente questa sera dedicato proprio ad Angelo Mauro. Una buona serata ancora a tutti voi che ci state guardando tramite la nostra diretta, perché ricordiamo che siamo in diretta questo giovedì sera. Buonasera a voi che ci guardate, buonasera a voi che ci guardate in replica, buonasera a voi che ci ascoltate anche in radio, perché ricordiamo che durante la diretta siamo anche in radio. Quindi una buona serata a todos en todos. E allora ritorniamo a noi. Ritorniamo a noi, A ci noi, stiamo a noi, divertendo ritorniamo a noi. tantissimo questa sera, ci stiamo un po' raccontando. Sì. Senti, a questo punto facciamo leggere qualche messaggino? Sì, Che sì. dici? Antonella, sei pronta? Se la nostra Anto è pronta, leggiamo qualche Eccomi messaggino, qua, vediamo un ancora pochino cosa buonasera a scrivono. tutti. Ciao, buonasera. Buonasera. Eccomi qua. Va bene, sono stata inquadrata in questo preciso momento. Andiamo avanti con i vostri messaggini. Messaggini che potete inviare, se volete, al 388 82 92 885. Stesso numero di telefono, sempre il 388 82 92 885 per telefonare. Ok, allora abbiamo Rosalinda, la quale scrive da Riesi. E dice così: volevo dedicare una canzone a mio marito e ai miei figli, Fumo di Angelo Mauro. E poi ancora richiede anche un'altra canzone tua, Se mio marito sapesse. E li ho già cantati. Da dedicare al marito e ai figli, Evelina, Giulia e Raffaele. Li salutiamo. E Filippo. Gli mandiamo un Poi bacio. ancora, vediamo un po' chi è che scrive questo messaggino che dice così: una buona serata a tutti. Questo qui l'abbiamo già letto. Mi scuso. Saluto anche Alex Venti. C'è un altro messaggino da parte della PM, cioè Pietro Mauro, il quale saluta Alex Venti. Poi ancora, buonasera a tutti. Volevo dedicare una canzone di Angelo Mauro, Occhi, baci a tutti da Francesca.
Non ho capito quale canzone vuole. Una Va canzone bene. d'Angelo Mauro, vabbè, l'importante. Angelo Mauro, puoi cantare Fumo per mia madre? Grazie mille a Certo, tutti. dopo la cantiamo. Poi, Arriva. abbiamo quest'altro messaggino, leggiamo quest'altro, poi ci fermiamo. Ciao Antonella, ciao Mary, sono Antonio Palla. Faccio un saluto a mio cugino Alessio della Alex Eventi e mia cugina Clara. Un brano a vostro piacimento dedicato a mia moglie Giovanna. Un saluto a Zorro e la band. Ciao belli. Adesso ci pensa Angelo a Benissimo, questo. certo, la Adesso canteremo ci dopo. pensa Angelo. Ma prima di cantare Fumo, Sì, no, ma quello dopo, dai, non Dopo, lo facciamo dopo, troppo dopo, veloce, dopo, troppo veloce e poi dopo. non va bene assolutamente. Abbiamo tante sorprese questa sera, come dicevi tu, non so se la vuoi far entrare adesso o no. Sì. Subito? Va bene, subito. Allora, all'interno proprio dell'album, l'ultimo album che è uscito, c'è una canzone che io ho voluto fortemente che lei cantasse con me. esatto, Questo brano, Facimmo pace. Facciamo pace. Infatti questa sera ci tenevi anche a cantarla qui e l'hai Sì, portata, l'ho portata, ho l'hai detto fatta devi venire perché è anche giusto Esatto. che venga per questo brano, perché visto che è inserito, fa parte di questo album, Te voglio assaggiare, te stiamo voglio parlando assaggiare, dell'album, bella te voglio voglio assaggiare. assaggiare. Io da domani in poi compratelo perché c'è questo bel duetto È tutto cantato, bello l'album, è cantato tutto molto con bello. una bravissima cantante che io la voglio bene sia come ragazza, anche artisticamente perché è brava. La chiamiamo subito. Direttamente? Francesca Salici. Buonasera Francesca, benvenuta. Non so se hai il telefono, il microfono, Il scusami. telefono no. Il microfono. Ormai no, andiamo ecco. tutta via di telefoni, Sì, quindi ormai è tutta una roba. buonasera a tutto il pubblico di Bella Radio e Bella TV. Benvenuta. Grazie Francesca. Angelo Mauro per l'invito. Grazie Mary. a te per Buonasera essere qui. Alessio S Band, sempre bellissimi e stupendi. Sì, loro sono il nostro. Che dire? Sempre lui. Contenti di averti sicuramente. Che dire, Angelo Mauro per me è stato un traguardo fare questo duetto con Angelo Mauro, perché io lo seguivo da piccolina. Sì, lo so, ne abbiamo parlato anche la scorsa volta. E quindi sono veramente orgogliosa di me stessa per oggi aver duettato con Angelo Mauro. Grazie. Io direi a questo punto di andare subito ad ascoltare il brano. Sì, facimmo pace. Facciamo pace, però noi non abbiamo litigato. Però dobbiamo fare pace. Fate pace. Io mi facciamo levo da pace, mezzo, loro fanno pace. Angelo Mauro
Grazie. Facciamo Francesca. Abbiamo fatto pace. Avete È fatto una bella pace, pace, hai visto? una bella Insomma, a me pace. non Mi è ha sembrato. perdonato. Cantata, Mi hai perdonato. perdoniamolo, dai, per favore. Va bene, Angelo Mauro, ti perdono Ecco. per questa Ti sera. perdono e Io No, quello è ti benedico, quello è ti benedico, infatti. è un'altra cosa. Io Comunque, volevo ragazzi, fare bellissimo. un saluto, se permetti, alla Sì. PM20 che ha mandato tanti messaggini. Quindi ciao Pietro Mauro, a te e a tutta la tua Certo, famiglia, certo. ad Alex Eventi e famiglia e a tutte le persone che sono qui in pubblico presenti. E tutti i comitati festa di Catania e provincia, Sì. noi siamo qua. Noi siamo qui, Noi siamo Ecco, qui. ma organizziamo. Va bene. organizziamo. Grazie. Francesca, grazie per Grazie essere Io ti mille ringrazio, per non la andare vostra via. ospitalità. Non andare via, vai via, no. Non lo so, vedremo. No, non andare vado. via perché poi ci sorpresa sono anche i lei. saluti Ah, finali. sì, sì. Ok. Grazie. Buonasera a tutto il Francesca. popolo di Bella Radio. Grazie, Francesca. Grazie a Francesca Salici per essere stata Ma le sorprese anche lei non qua. finiscono no, qui. No, dopo ci sarà non un altro finiscono ospite, Ma adesso se non sbaglio è arrivato il momento di un altro video. Sì, se non c'è- sbaglio, sì, abbiamo c'è un un altro video. video che è pronto per arrivare. Cosa andiamo a vedere questa Un volta? video che io sono in Puglia, precisamente Barletta, è una Sì. zona caratteristica della Puglia. Il secondo. Qual è? E l'abbiamo già preparato. Quello dove c'è gente, dove tu vedi gente. Ecco, Io l'ho dopo- già preparato, già so dopo quali sono. andiamo- È una andiamo- festa di piazza. Una festa di piazza. Cosa andiamo a cantare in questo E brano? non mi ricordo più. Non si ricorda. Mandiamola, va dai, bene. mandiamola. Andiamo a vedere Vediamo un che pochino succede in Che Puglia. cosa succede in Puglia? Con Angelo Mauro quando arriva nelle piazze, queste piazze pazze e scatenate. Si non vola più a te con una scusa, vado con la chitarra e chiedo scusa, ti do una volta. Grazie. Grazie, Eccomi qua, eccomi qua. grazie. La Puglia, un'altra zona dove ti amano tanto, dove Sì, 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 super richiesto Angelo Mauro. Ho fatto un matrimonio una settimana fa, favoloso. Adesso mi hanno richiamato per un altro evento. sì. Eh sì, perché gli eventi privati Sì, sì, quelli là c'è sono vento, di là più. c'è un vento, C'è un guarda, vento c'è un proprio. vento. Guarda che ti devi tenere i capelli legati, altrimenti rischi Sì, sì, proprio sì, sì. di ritrovarti spettinato. E lì ero in Puglia, ero appunto in Dicevo, una zona della Puglia. Ti ricordi esattamente quanto, Barletta, quanto lo vedo. tempo fa questo? Ma un 4 anni fa. 4 neanche, anni sì, fa, sì, sì, 4 anni fa, insomma, tu giri parecchio, diciamo questa cosa che stai parecchio fuori. Sì, 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 sì. Vieni parecchio richiesto fuori, giri tantissimo, non solo l'Italia, anche fuori. Infatti, come abbiamo detto poc'anzi, proprio a dicembre, l'11ª volta che si ritorna in Australia. Un Sì, numero sì. importante, 11 volte. Forse sei l'unico che... Sì, sì, sì. L'unico che sei stato... Il primo dei siciliani che ha messo piede in Australia. In Australia, queste sono soddisfazioni, miei cari. Sentite, come sempre, quando ci sono telefonate, fateci sapere. Posso chiederti qual è il luogo? E allora datemene qualcuna, perché sembra male. Prendiamola posso una. chiederti qual è? Ci sono, però non. Lo so, e loro non ci fanno segnale. Se voi ci Se fate ci segnale, sono, lo prendiamo. prendetele. È vero, anche se noi, mentre noi stiamo Sì, sì, parlando, non vi preoccupate. Dicevo, qual è il luogo dove tu quando devi andare magari ti dà più... Te lo dico dopo. Pronto? Buonasera amici di Bella, buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Oh, ma non mi riconosci? Guardalo bene. Secondo me Fisarmonica Brigantoni. Orazio! 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 Eccolo, ciao, Orazio, bello, come stai? Oh, vabbè, tuo zio, come stai? Bene, Orazio, grande musicista Orazio. Dopo il giro fino chiaro però, vabbè, ma quello si sa già. Salutiamo zio Zinna allora, zio Zinna. Zio Zinna, sento, l'ho sentito poco fa, gliel'ho comunicato, purtroppo lui non riesce a prenderla, però appena comunicate le repliche glielo farò sapere. Va bene. Va bene. Senti, allora io intanto approfitto per ringraziarti sempre Maurizio per la musica che emani dal tuo cuore nobile, gentile e caloroso. Perché vedi che cantare oggi come oggi è un'arte veramente che devi portare avanti come pochi sanno fare. Tu hai un dono veramente che Dio ti ha dato e sfruttalo per fare impazzire il pubblico, l'Italia, la Sicilia e il mondo. Grazie. Sei non può che dirlo giusto, però ti voglio bene lo stesso. Grazie. Va bene.
Poi ti dico una cosa, niente, Sì. un saluto all'OSS Band che conosco abbastanza bene, Certo. a Calogero, Zopro, Nino Radini e Certo. tutti quanti. Jimmy Farini. E niente, Mary Milani con sto sorriso dona la vista anche a chi non vede come me. Sì. Orazio, sei Orazio. sempre buonissimo. Grazie Va bene Orazio, sempre. noi ti vogliamo Ciao, bene. senti, qualsiasi canzone che metti, mia mamma ti sta ascoltando anche dall'altra parte. Sì, sì, gliela ti dedichiamo. saluta. Gliela dedichiamo. Va bene, grazie. Grazie Orazio. Auguri a tutti. Grazie, ciao, 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 Orazio, ciao. Sempre gentilissimo Orazio. Stavo dicendo, qual Sì. è il luogo che ti dà più brivido? Allora, il luogo che mi dà più brivido qual è? Allora, tu devi sapere che è l'America, è l'Australia, è la Germania, anche l'Italia, giusto? Però l'estero è importante perché i veri italiani si dice che stanno all'estero, quelli che veramente amano la propria terra, l'Italia. Sì. Perché noi siamo qua, allora non facciamo caso alla nostra terra, alla nostra bellezza, al È nostro vero, sole, il è mare. vero. Tutto ciò che abbiamo di bello in Italia. Mentre chi abita all'estero apprezza di più perché gli manca questa bellezza che è l'Italia. Che l'Italia, è vero. E gliela portiamo noi con le nostre Con la canzoni. nostra musica, esatto. Una risposta Va bene. perfetta. Cosa cantiamo? Cantiamo. Che cantiamo? Fumo! Oh, è arrivato il momento Ok? di Fumo. E allora per tutti voi che l'avete richiesta finalmente, eccola che arriva, dedicata a tutte le mamme, perché soprattutto sono stati i figli che la dedicavano alle mamme, in particolar modo, e anche per noi arriva Fumo. Angelo Vai, Mauro. Fumo! E come trista notte perché solo i soli l'orce numero delle corde e sommicciamo diventa quante mura e tu lontano stai dal primo amore e poi settata che scrivania come un romanzo sto il mio passato e pensati all'ultima bugia a sto veleno che mi farà morire. Fumo che stasi stata tutta in sta vita. Fumo numera pace chi stampamita. Chissà si tornerà vicina nata. Chissà so bene mio te l'hai scrutata. Fumo cancella sai e se ne va. Fumo l'amore nostro e chissà e mi chiamare nu veleno amato. Il suo pensiero rindassi pensiero, io cuore mio se fa sempre più unito, pensando che sono solo e senza te, ma tengo una speranza di dopo che un giorno tu ritornerai da me e sentirai rimorso e sto peccato, cercando di muovere intorno un braccio a me. Fumo
stata tu in questa vita. Fumo, non era pace più sambavita. Chissà si donna na vicina nata. Chi sono? Sono bene mio te l'hai scrutata. Non ce ne sai e se ne va, se ne va. L'amore nostro è chi si cava. E mo io come faccio senza te? Ma dico, ti sei scordato bene che io t'ho giurato. E mo che sono chiusa dentro a quattro mura. Chissà se non me la vicina nata. Chi sono bene mio te l'hai scrutata. Fumo, cancella sai e se ne va, se ne va, se ne va, se ne va. Fumo, l'amore nostro è questo. Trasmette sempre i brividi questa Grazie, canzone, grazie, complimenti grazie, ad Angelo Mauro, Grazie. perché questa è una di quelle canzoni che trasmette i brividi e che secondo me diventerà anche un classico. Sarà un brano che appunto diventerà un classico, è meravigliosa, Sì, sì, è meravigliosa. me lo stanno cantando in tanti ed è una cosa bella. Pronto? Telefono. Pronto, ciao Mary. Ciao, con chi parliamo? Con Rossella di Paternò e Maria Grazia. Oh, buonasera ragazzi! Il nostro chitarrista di Paternò. Anche il nostro tastierista, anche il maestro Tuccio. Anche lui, anche lui. Maria Grazia e Rossella. Maria Grazia. Maria Grazia, Sì, ti no, piace? E il mio cognato Angela c'è pure. Anche Angela, Anche le Angela, salutiamo certo. tutte e tre. Salutiamo tutta Paternò. Esatto. Ma siete in diretta? Sì, siamo in diretta, dal vivo. Vi arriva dopo, arriva dopo in televisione. Come sto sentendo io ad Angelo Mauro che sta cantando. Sì, perché arriva dopo. Noi siamo in diretta, lo sentirete dopo un tot di secondi, non ti preoccupare. Siamo dal vivo. Siamo dal vivo. Ho capito. Noi siamo qua stasera all'Inelli, ora ti vediamo. Ah, va bene, ci fa piacere. Salutiamo tutta Paternò. Noi ora abbiamo acceso adesso la TV. Ah, ecco, ma noi- l'ha cantata la signora del babà? No, ancora la devo Ancora cantare. no, ancora no. La canterò. Arriverà Allora tra un... siamo arrivati in tempo. Va bene, certo, Adesso te la ragazzi canto. ve la dedichiamo, ok? Certo. Ok. Ok, salutiamo tutta Paternò. Ciao Paternò. ragazze, un bacione. Angelo Mauro, ti salutiamo e ti dedichi questa canzone del babà, della signora del babà. Va bene, te la dedico subito, A la tutte e prepariamo. tre, a tutte e tre le ragazze. Ciao carissime. Ciao ragazze, un bacione Ciao, per ciao, voi. Grazie, ciao. Questa secondo me arriverà dopo perché prima abbiamo un'altra sorpresa, Sì, abbiamo un video. No, abbiamo il duetto adesso. Ah, sì, abbiamo un'altra sorpresa. Sì, abbiamo un'altra abbiamo una sorpresa. sorpresa. Dov'è il CD? Dov'è? Dove lo poteva Aspetta un essere? attimo, adesso glielo facciamo entrare a lui. Ecco, datemi il CD. Il CD che è dentro, Alberto, il CD è sul tavolo, magari glielo dai a lui, all'ospite che stiamo per fare entrare, perché appunto all'interno del CD non solo c'è il duetto insieme a Francesca Salici, ma c'è anche il duetto insieme ad un altro artista abbastanza giovane. Un bel duetto con un cantante che sa cantare, un bravo ragazzo, un ragazzo che sta crescendo anche musicalmente, Esatto. perché ha una bella mentalità musicale. E io lo vorrei subito chiamare. Lo chiamiamo? Lo chiamiamo subito, lui è Simone Toscano!
alla pazza Buonasera, gioia. buonasera a tutti. Sì, Buonasera ciao. Simone, benvenuto Ciao, Simone. anche a te all'interno della Grazie. puntata dedicata proprio ad Angelo Mauro. All'interno di questo fantastico lavoro discografico ci sta anche il duetto insieme che porta come titolo Questa gente. Questa gente è un questa brano, è un gente. duetto che parla, che io spero con tutto il cuore che lui farà la strada che ha fatto Angelo Mauro e tanti altri artisti, è nella strada giusta anche mentalmente, e allora abbiamo fatto questo brano per incominciare a lanciare anche la sua voce anche fuori Catania, che è una cosa Esatto. importante. Assolutamente sì, sono d'accordo perché diciamo che comunque Catania è la nostra casa, però è giusto anche andare un po' fuori, andare a visitare Certo, e è farsi importante, conoscere anche al di fuori fuori. è importante. Contento tu di aver duettato Sì, insieme ad sì, Angelo ci siamo Mauro? anche divertiti nel momento della registrazione. Sì. Ci siamo... Una stato bella bello. cosa. Salutiamo Diego Finocchiaro. Io penso Sì, che sì, un comunque saluto a Diego. sono in tanti che avrebbero voluto duettare insieme ad Angelo Mauro, Sì, sì, quindi è perfetto. una Personalmente grande è stato un onore. soddisfazione, Grazie. giusto? Poi volevo anche salutare coloro che hanno arrangiato, il maestro Mario Parisi e Diego Finocchiaro e Salvo Finocchiaro. Li ringraziamo tutti. E allora siamo pronti per sta gente? Sì, per sta gente! E allora Viene, andiamo. te faccio vedere. Vieni, te fa vedere
Questa È andata, gente, è andata. bellissimo Grazie. questo brano, bellissimo, Bravo. bellissimo È questo un bel brano. incoraggiamento. Bello, bello. Questo incoraggiamento, vieni Simone, mettiti qua. Ragazzi, è questo il centro, è questo, È questo il centro, ragazzi. Ah, ecco. il pubblico, c'ero io che purtroppo, il urlavo a pubblico non- destra, a destra. Io volevo fare dei saluti. Volevo Certo. salutare il mio manager Alex Eventi, a Certo. mio zio Andrea, a Matteo Sozzi e famiglia. E volevo anche salutare Ignazio Lofaro. Certo. Assolutamente. Il nostro discografico GS Record Catania. Grazie Simone anche a te per Grazie essere Grazie stato qua Simone. con noi. Sperando che quest'estate, chi lo sa, se la canteremo in un concerto nostro. Ma tutto perché nostro. no? Speriamo Va di bene. sì. Grazie, Simone, grazie. ci vediamo Simone. presto. Grazie, Grazie, a Simone Simone. Toscano. Senti, Grazie prendiamo anche a qualche lui. telefonatina. Se- Pubblicità? Ci arriviamo a prendere una telefonata, solo una pubblicità e le prendiamo dopo le telefonate. E Va bene. allora si ritorna con lei, la pubblicità. Un posto non soltanto per dormire, ma anche per sognare. Un posto dove crescere una famiglia con amore e dove provare gioia per il resto della vita. La tua casa. La tua casa. Il Centro Colori lo sa e riesce a soddisfare ogni tuo desiderio. Progettiamo e stampiamo bordi, carte da parati, stencil e stampe di grandi dimensioni. Realizziamo qualsiasi colore e decoro per le tue pareti di casa. Centro Colori, ferramenta, idraulica ed elettricità. A Catania, in via della Concordia 142, Centro Colori. Per una vita a colori. Tempera 13 litri 9,90 €. Glitter 3 €. Ed adesso anche a Jar, in via Luigi Sturzo, numero 34. A Catania ha aperto un nuovo negozio dedicato alle bevande di ogni genere. Non solo alcolici. In grosso e dettaglio. Spegni la tua sete. Goditi una piacevole bibita rinfrescante. Scegli i vini da portare sulla tua tavola. Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti. Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso. Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania. Info 348 10 50 454. Confezione. Acqua Lete e levissima da 1,5 litri, 1,99 €. Coeco SRL, azienda specializzata nel settore del commercio di prodotti siderurgici ad alto livello. Ferro, ferro battuto, zincati, reti, grecate zincate e preverniciate, termocoperture e termopareti, grigliati metallici, asolati, ferramenta, tetto finta tegola, travi, tubi metallici e lamiere. La costante attenzione al soddisfacimento dei bisogni del cliente e il monitoraggio continuo delle evoluzioni del mercato fanno di Coeco SRL un punto di riferimento presente e affidabile nel commercio dei prodotti siderurgici. A Catania, via Campo Sportivo Mister Bianco. E a Messina, contrada a Roccamotore, salita Larderia. Info 095 39 88 64. Coeco SRL, i migliori prodotti siderurgici a portata di mano. Sei stanco di fare interminabili file agli sportelli per pagare i tuoi bollettini postali? A Librino ha aperto City Poste Payment, l'agenzia di poste private dove si possono effettuare pagamenti di tutti i tipi di bollettini in modo semplice e veloce a un costo massimo di 1,50 €. City Poste conviene. Vieni a pagare i tuoi bollettini da noi. Risparmia il tuo tempo. Ci trovi a Catania, in Viale Nitta 3M Librino, presso l'agenzia di scommesse sportive Librino Games. Ambulatorio polispecialistico Nova Dental. Un team di medici specialisti al vostro servizio. Il poliambulatorio Nova Dental offre numerose prestazioni specialistiche qualificate. Odontoiatria e protesi dentaria. Ginecologia e ostetricia. Ecografie ed ecodoppler. Visite ocolistiche. Visite mediche e rinnovo patenti. Medicina sportiva e consulenza nutrizionale. Psicologi, psicoterapia. Nova Dental. Viale Librino 1A, Catania Librino. Info 095 21 61 872. www.novadentalsas.it. Adesso è in Piazza Galatea. Piazza Galatea. Sì, adesso è in Piazza Galatea. Piazza Galatea. È in Piazza Galatea. Scusate, chi è in Piazza Galatea? Panineria Nazzarosa si è trasferita in Piazza Galatea. E voi lo sapevate? Panineria Nazzarosa da Giuseppe, da anni tutta la bontà dei panini che avete amato di più. Adesso in una nuova location. Da soli o con gli amici, venite a gustare i nostri straordinari panini con tanti condimenti e contorni di ogni tipo. Tutte le sere in Piazza Galatea e sulla nostra pagina Facebook. Panineria Nazzarosa da Giuseppe. Al chiaro di luna, sulla riva del mare,
Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio. Eccoci qua. Eccoci ritornati all'ultima parte del Belle in Piscina, totalmente dedicato ad Angelo Mauro. Stiamo raccontando, stiamo ascoltando soprattutto quelle che sono le sue canzoni. Una scelta un po' ardua andare a decidere solo alcune canzoni e non poterle cantare tutte perché il tempo ovviamente è poco. Quindi 1000 brani. Esatto, quindi 90 album Ma stiamo neanche parlando. mi ricordo più le Certo, canzoni. andare non a mi ricordo. ricordare, ma è No, non mi impossibile. ricordo più. Molte volte si dicono quello dell'album, è impossibile per un artista ricordarsi i 1000 brani. Ah, se non mi ricordo quelli che canto. Ecco, visto, ecco, guarda un po'. Senti, tu hai avuto, a parte tutte le destinazioni, Europa, fuori Europa, Italia, telefono, prendiamo il telefono Sì, e dopo, sì. dopo ti dico quello Pronto? che... Pronto, buonasera. Ciao Mileni, come stai? Sono Mary, tutto bene, grazie. Con Ciao chi Mary, parliamo? sono Angela da Ragusa. Buonasera Angela, buonasera alla bella Ragusa. Ciao Ragusa. Angelo, come va? Bene, tu come stai? Bene, se tutto a posto, ti ricordi chi sono? Aspetta che ti guardo. Sì, bene, come stai? No, mica ti vediamo. Bene, no. bene, è da tanto che non ci sentiamo, tutto a posto? Tutto bene, grazie. Mi raccomando, compra, te voglio assaggiare. Se no, come mi assaggi se non compri? Ecco, vedi. Ok, saluti Mazzorro, saluti Mazzorro. Ti saluta, ti Gazzoro, saluta. tu mi sembra che con questa spada Ciao hai ucciso Gaetano, troppe... come va? Alla grande dice. Ne hai alla ucciso grande. troppe. Grazie Angela, Mary, dimmi. Scusa Mary. Sì. Ascolta, mi volevo dedicare una canzone per i miei figli. Certo, adesso Angelo gli Sì, dedicherà un bel brano. una canzone allegra a signora Robabà. Va bene? Ok. Grazie Angela, ti Grazie. mandiamo un bacione. Angela, ti voglio Ciao, bene. Angelo, ciao ciao. Angela, ciao Ragusa. Ciao. Allora, stavo dicendo che oltre a essere stato fuori, sei stato presente anche alla RAI. Sì, su Rai 1 con La Buonanima di Gigi Sabani, Esatto. che poi dopo un po' di tempo poi se n'è andato. E mandiamo questo brano che Abbiamo io anche cantai. il video Sì. di quando sei stato presente proprio alla RAI e ne vogliamo andare a vedere un pezzettino. Tu, se non sbaglio, in quell'occasione, quando sei stato presente lì, hai cantato il brano Rose Rosse, che c'è stato il pubblico, bravo Angelo, Rose che non mi Rosse aspettavo. per te, è vero. Andiamo a vedere cosa è successo. Quanti anni fa? Sono stati un anno dopo che lui... Un anno prima? Un anno prima che lui andasse su in cielo. Ok. Perciò non mi ricordo adesso l'età, però dal viso
Si capisce, sono un paio d'anni. Un bel po' di anni, Un va bel bene. po' di anni. Vediamo cosa ha combinato Angelo Mauro su Rai 1. Rose rosse. Bella! L'ho fatto in napoletano, ho dato un accorgimento in napoletano. Rose rosse tradotte in napoletano. Rose rosse per te ho comprato stasera. Tu sei in amore, le rose non si usano più, ma queste rose sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera. E il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Bene Angelo, sentiamo il giudicone. Ci siamo. Ci siamo, bene. Eccolo, Angelo Mauro con Rose Rosse alla Rai. Ti ricordi quando Sì, sei certo, andato certo, là? certo. Te lo ricordi? Che bello andare a riguardare. Vi stiamo un po' mostrando. Ah, se potessimo mostrare tutto, se solo potessimo, quante cose da far C'ho vedere, anche da raccontare. ho anche un video dove sono a Cuba. E sono stato 2 volte a Cuba. Credo che ritorneremo. A Cuba posso venire? Portami come presentatrice ufficiale, ti prego, non sono mai stata a Cuba. No? Digli 3 giorni. Cuba adesso è bella. Ora è bella. Ora è bello. Ora è bella. Vabbè, pensa se ritorni a Cuba. È una cosa che, insomma, scusa, me ne prendo anche io un po', no? Dove posso... Mi Certo, inserisco, certo. mi inserisco. Va bene, allora, siccome so che abbiamo anche poco tempo, c'è adesso arrivato il momento di un brano. Sì, è e io se non ho allegro. però la signora giusta, Non lo puoi cantare. non posso cantare questo brano perché non mi ispira. Non ti ispira. Non mi Dobbiamo ispira. prendere qualcuno dal pubblico. Sì. Io la signora giusta ce l'ho. Ah. Ne abbia 2. Io già con una penso Ne porto 2 babà. 2 babà. Inizia. Il cornetto, se permetti, quello lo porto io. Scusa Zoro, ci voleva. Prego. Che c'è? Che c'è? Toc toc. Che c'è? Io devo leggere i messaggi. I messaggi. Aspetta che qua sono arrivate le Buonasera, signore del babà. buonasera. alle Solo signore- uno. Leggiamolo, dai. Leggiamolo, vai. Angelo Mauro, sei Sì. bravissimo, uno dei pochi veri cantanti rimasti. Un forte abbraccio da Matteo. Grazie. Adesso puoi cantare. Grazie. Bene. Allora, E guarda, te ne lascio 2 senti, di signore. lasciamele tutte e 2. Ce la fai tu con 2? Con due è meglio Two di is una. meglio che one, si dice. Sì, però io sto sick fatto. Ti preoccupare. Va bene, Zorro, preparati. Signora Papà, vai. ragazze. Maronna mia che buona. A servia. Questa signora sopra una capo. Non ha ragione più, sono svantato. E viene puntualmente ogni mattina. È bella e buona, me una malandrina. E guarda e dice, voglio scegliere. E tutte le mattine da 6 di un caffè. Una mini con una stretta, posa a sette, non sa a me. Mi guarda con quegli occhi e la pressione sale su. Con casse raffinate non capisco niente più. Ormai capito tutto, lei si spassa su di me. Mi ordina un papà mentre se beve sul caffè. Mi dice con la crema pesca come piace a me. E io per l'emozione non capisco niente più. Come faccio a parlare a signora non papà. A solo papà non mi fa morire. Se l'è gussato, se l'è divorato, con mano trigela spera da capo, alla verdad è che tu lo regapo, mentre se magno riessero papà, mamma mia bella, come già fa? E tutte le mattine tra 6 occhi in un caffè, una mini con una stretta posa a sette, non sa a me, mi guarda con quegli occhi e la pressione sale su. Con casse raffinate non capisco niente più.
Ormai è capito tutto, lei si spassa su di me. Mi ordina un papà mentre se beve su caffè. Mi dice con la crema fresca come piace a me. E io per l'emozione su 3 manne con ma che come faccia mamma a signora papà a signora papà a signora papà grazie, dopo ti do un bel papà e un bel CD, grazie, grazie. A felice perché mi passa sempre sì. Ormai ho capito tutto, lei si spassa su di me. Mi ordina un papà mentre se beve sul caffè. Mi dice con la crema fresca come piace a me. E io per l'emozione non capisco niente più. Come faccia mamma a signora papà a signora papà a signora papà a signora papà. Grazie. Guarda, io quasi vi lascio lì, che siete bellissimi, vi lascio lì, guarda. Vieni, che se vengo. manchi tu qua manca tutto. Arrivo, Vieni. entro da qui, questa volta uscita da lì, ciao. Uscita da lì, siete stati benissimi. Maronna mia che bella. Mancava. Grazie. Mi sono fatta anch'io la signora del Mi sono fatto. Sì. Sì. Allora, abbiamo qualche telefonatina, vogliamo prenderla? Dai, che roba. L'ultima volta che siamo stati insieme. Messaggi. Antonella, messaggi. Vai con i messaggi. Eccomi, stavo facendo il video. Abbiamo visto che con le dirette, lei è in diretta sulla diretta, anche su Bella Radio trovate le dirette di quello che sta succedendo. Dirette basta perché sto finendo ai giga. Ok. Vodafone, il mio gestore della Vodafone non ci interessava dovrebbe sapere, aumentarmi però, i giga. Allora, andiamo ancora con i vostri messaggini, sempre al 388 82 92 885. Buonasera a tutti e complimenti a tutto lo staff di Bella TV. Un saluto grande ad Angelo Mauro. Volevo salutare mio nipote Vito Castorina da parte di zio Giovanni Ravasco e zia Emilia. un bacio a Giovanni Ravasco, grande. Poi abbiamo un altro messaggino che dice così: Angelo Mauro, puoi cantare Fumo per mia madre? Grazie L'ho mille già a cantata. tutti. Forse è stato mandato prima. Poi buonasera Bella TV, sono Tony da Ragusa. Visto che non riesco a prendere la linea telefonica, Potete chiamare adesso dico potete ciao chiamare. Antonella. Puoi chiedere ad Angelo Mauro se può farmi ascoltare il brano Immensamente? Grazie, saluti sì, per tutti voi. certo, questo Bravo, lo facciamo. tu sì che anche a me piace tanto Certo, questa canzone. certo. Poi ancora, buonasera a tutti, sono Anthony, volevo far ascoltare una canzone a piacere di Angelo Mauro, un bacio a te Antonella, Mary e Angelo. E poi ancora, cosa abbiamo qui? Abbiamo Marco da Floridia che voleva dedicare una canzone alla moglie Francesca, una piacere, grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie. Ciao Bella TV, mi chiamo Alisea. Però non scrive altro. Ciao a te Alisea. Ultima Antonella, perché abbiamo poco tempo. Abbiamo Salvo la Pisarda, il quale voleva dedicare alla fidanzata Mariella una bella canzone tua Angelo. Ok, una scelta tua. Immensamente secondo me ci sta bene. Ma mi se sa la che sarà canti. proprio quella adesso. Poi ancora, buonasera a tutti, sono Francesca, volevo salutare il mio amico Davide, un bacio da parte della moglie Silvana, la suocera Fina, Emily, Nicolas, grazie ad Angelo Mauro, mi dedichereste una bella canzone per Davide e Silvana, grazie e buona serata. Buonasera da Gianluca Torrisi che ci scrive da Catania, il quale manda un saluto a Luigi Pino, Orazio Pino e tutti quelli che lo conoscono, anche lui desidera dedicare una canzone di Angelo Mauro. E poi abbiamo Giusy che dà la buonanotte a suo fratello, abbiamo Marina che fa i complimenti a Bella TV per la bella serata, si complimenta con Angelo Mauro, in particolare con Simone Toscano per la sua bellezza e per la sua bellissima voce. A Cipicca per la chiappa orata. Va bene Antonella, fermiamoci Okay. Senti, io volevo abbiamo salutare... poco tempo, purtroppo abbiamo ancora tanti brani da io voglio ascoltare. salutare anche la mia famiglia. Giustamente. Gli mandiamo un E gli bacio amici a da tutta la Carlentini famiglia. che sono qui presenti.
con un grande bacio anche per Certo, loro. e Senti, tutti i presenti, logicamente, che sono che qui sono stasera. qui con noi. Allora, visto che hanno richiesto tanto immensamente, io vado alla postazione con il maestro perché le facciamo partiamo e poi loro entrano dopo. Io mi alzo. Una cosa diversa Sì, dal solito. anzi, sai che ti dico? Non ci lascia mai così. Soft. Angelo Mauro. Per tutti gli innamorati che amano veramente. Tutti i cuori che battino per sempre per questo grande amore. Tanti anni sono passati, amore mio, pare che tempo si è fermato là, a dolce si mi vista prima volta, addosso tu cuore fatto innamorava, sei sempre bella, tu non cagni mai, è sempre un'emozione a te vedere, si te incontrasse nate 100 volte, ma innamorassi 100 volte te. Immensamente per sempre siamo un corpo e un'anima, s'amore nostro ci fa vivere, non ci allontana mai un attimo, perdutamente amore per sempre siamo un corpo e un'anima, s'amore nostro ci fa vivere per sempre, per l'eternità. La fiamma che accendesti nel mio cuore e sembra accesa non se posso stare, più cresce un fuoco e più scemietta amore, rindasti la seca tu mi sai dare, perdutamente amore amava più forte di vita e braccia strette me, sti cuore nuovi stanno amavano, non si lasciano l'istante, perdutamente amore amavano, più forte di vita e braccia strette me, sti cuore nuovi stanno amavano, ogni giorno sempre di Grazie, devo dire. Immensamente. Allora, lo voglio dire questo. Sì. L'abbiamo fatta tutta nuova. È Tutta nuova, bellissima. perché l'abbiamo preparata diversamente. Poi l'abbiamo fatto più live e più dal vivo e l'abbiamo fatta veramente Bella. bravi. Bravi. Bella. E mezzo tono più alto. Siete Bravo. stati meravigliosi, bravi, Grazie. quando Bravo. ci sono questi accorgimenti. È Meno male molto che me la bello. sono presa, dice. Chi? No, meno male che la voce c'è, ha detto, se no certo, altrimenti dopodomani che ci arrivavamo. Bello. è più bella, è più bella. È più bella. E quindi questa sera qui hanno sperimentato anche questa cosa nuova. Sì, sì, senti, io ora voglio fare un classico. Sì. Anche se io non canto il classico, anche se io ho fatto un CD classico, il mio classico, l'ho fatto con un'orchestra dal vivo, tutto dal vivo, Ha fatto quest'album molto particolare. un album particolare. Esatto, un che album piace. che riprende un po' tutti i classici, Sì, 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 riproposti in maniera diversa, tutto live, violini, Sì, sì, tutto dal insomma vivo. c'è tutto dal vivo. Raccontiamo un pochino che questa è qualcosa che tu avevi già da tempo in mente. Sì, queste sono
sono Da base... quando eri più Sì, più allora, questa giovane. c'è una storia, queste sono delle basi musicali che uno dei più grandi cantanti italiani si è fatto fare in America, a New York. Io ero lì con lui, poi dico chi è. Quando ascoltai queste basi musicali, tutti dal vivo, violini, violoncelle, qualcosa di pazzesco, ho detto, ma li posso avere anch'io? Tanti strumenti. E lui mi disse, allora, stiamo parlando più di 15 anni fa, Sì. lui mi disse, e non so, Angelo, se tu c'è ce la la fai possibilità, certo. con la potenza della voce, perché sono molto alte. Lui è il grande Mino Reitano, Sì. che tutti quanti conoscono. E Allora, chi no? me li ha dati però, me li ha regalati. Io li ho messi dentro un cassetto. Dopo tanti anni li ho ripresi. Ho detto, È arrivato adesso il mi momento. sento artisticamente pronto per cantare questi brani. Oh, stasera sto parlando tutto italiano. Mi dovete fare l'applauso. Soddisfatto Non di se sto stesso. sbagliando una parola. Adesso ci Il date la video. fama. Vabbè, ma io ho una maestra. Ho una Ormai, maestra qua, ho una ormai maestra. su quello non ci sono dubbi. Ormai non ci sono dubbi. Va bene. E quindi diciamo da quello lui si è sentito pronto e da quello è nato questo spettacolo di lavoro Sì, di, sì, di album che se non avete ascoltato, se non avete avuto l'occasione, ascoltate adesso e ve ne innamorerete e correrete sicuramente ad acquistarlo. Quale ci farei sentire? Adesso canto un brano classico, uno che non è inserito in questo CD, però lo canto con il maestro. Maestro, il titolo qual è? Mi sto qua io, guarda. Indifferentemente. Io mi sto qua. Io vado dal maestro, Sì. prendo la sedia. Loro stanno là, io mi muovo di qua. Tramonta e noi per città loro de senza tenere coraggio famma che indifferentemente tanto saggio che sono io per te non so più niente e dammi sto valere non aspettare mai che indifferentemente si tu macini in un tavorì i ride pure mentre mi scippo pietta di sto cuore non tengo più dolore non tengo più lacrime per te fammi che indifferentemente tanto saggio che sono io per te non so più niente e dammi sto veleno no non aspettare mai in un topo di
indifferentemente, indifferentemente, fammi quello che vuoi, io non faccio niente, vivi indifferentemente, chiama te. Grazie maestro, grazie al maestro. Angelo, mi hai fatto venire, anzi hai fatto venire a tutti quanti i brividi con questo brano. In questo modo, cantata così, è stata un'emozione davvero pazzesca. Allora, Voce io- pianoforte, esatto. Hai dimenticato il seggio. L'ho cantato bene, anzi Sì. forse come stasera non l'ho mai cantata, però un grazie al maestro Al maestro Calocci, Tuccio, sì. perché il pianoforte, l'espressione, la cadenza dà al cantante Tutto quello tutto che serve quello per che vuoi cantare. esprimere. Grazie certo, maestro. grazie, Va bene, grazie. io riprendo la sedia. Riprendi la seggiola, possiamo dare il via alle altre telefonate, quindi potete chiamare al 388-8292. Io darei sfogo alle telefonate. Esatto, è morto il telefono e va bene, sono arrivate talmente tante telefonate che si è anche scaricato il telefono, benissimo. Si è scaricato il Si è telefono. addirittura Io voglio scaricato. salutare Iano Toro che è qui presente. Certo, il nostro Ciao amico Iano, Iano ti Toro, vogliamo bene. alla quale mandiamo Ti un vogliamo bacio. bene. Io non so quanti brani sono rimasti. Ma guarda, io non so neanche quelli che devo più fare. Io mi sono Che è successo qua? rimbecillita totalmente, quindi Come? andiamo a leggere qualche messaggino. Nel frattempo diamo la linea ad Antonella e andiamo a leggere Sì, qualche diamo messaggio. sfogo Aspetta, io alle- so che c'era anche un altro video ancora da mandare. Sì, mandiamo perché allora, altrimenti non arriviamo da bene. Mandiamo il video. mandiamo quello dell'Australia, dove io cantai Calabremia perché è la festa patronale di Adelaide, è la Sì. festa della Maria Santissima di Adelaide, è in contemporanea e nella stessa giornata, anche se il fuso orario, giusto? In Calabria si è fatta contemporaneamente col fuso orario, giustamente dall'Australia 9 ore avanti. Si è fatta dopo in Calabria. Io ero In in Australia. Australia e ho fatto non so quante persone a pagamento e guarda quello che è successo. Vediamo un quando pochino, era a cantai- pagamento quella sera? Sì, quando cantai Calabria mia. Vediamo un pochino cosa è successo quella sera. Adelaide, Adelaide. Siamo malati d'amore, siamo malati, come stimanti e stimanti, già esistono stupori di nostalgia, già ci Dio, Calabria mia. Grazie Sicilia, grazie l'Italia intera, grazie, ci vediamo dopo, grazie. Ed ecco Mamma mia, ed ecco mamma la mia! realtà di Angelo Mauro qual è? Pagamento, tutto questo a pagamento. Io voglio dire una cosa. Io stiamo guardando, anzi più che altro, tutti insieme questi video, stiamo un po' facendo vedere quello che succede con Angelo Mauro fuori ed è un peccato che qui nella nostra città dove proprio Angelo Mauro è nato, dove Angelo Mauro vive, non organizziamo queste cose. Chiedo agli organizzatori, ma perché? Perché Angelo Mauro è una realtà, lo dovremmo vivere di più a Catania, nella nostra bella Sicilia. È un peccato che fuori si vedono e porti queste, facciamo vedere queste cose. Facciamole anche noi a Catania, perché meriti qua a Catania. Grazie, è bravo, grazie, è grazie. secondo me uno degli artisti più bravi. Cioè, parliamoci chiaro, lui insieme ad altri pochi artisti hanno fatto la storia. Secondo me ce lo dobbiamo vivere, ce lo dobbiamo avere di più, quindi cerchiamo organizzatori di organizzare Angelo Mauro. Anche con te sto parlando, che sei seduto di fronte a me. No, ma lui sta già organizzando. Stai Lui sì, lui sì. Bene, facciamolo vivere un po' di più, rendiamolo più presente, anche perché proprio qui a Villa dei Sogni questo
quest'inverno, era autunno, primavera, che periodo era? Comunque Sì. c'è stata una bellissima serata. Sì, certo, l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta qua. Organizzatore Iano Toro. Iano Toro, il Sì, nostro sì, Iano sì. Toro. Sì, sì, sì. Quindi cerchiamo di renderlo ancora più presente. È un peccato, davvero un peccato. Vabbè, noi siamo qua. Esatto. Aspettiamo, chi lo sa. La banda Sicuramente abbiamo c'è una tutto. bella banda. E poi insomma stiamo parlando di Angelo Mauro. Mi fanno segnale di andare da Antonella che ci sono i messaggini. Antonella, Va bene, andiamo da vai. Antonella. Cara! Ma eccomi qua, eccomi. Allora, c'è un saluto da parte di Vera, la quale voleva ascoltare una canzone tua dal titolo La Tramontana. Pensa un po', io sono andata a cercarla perché Ti sei incuriosita? mi ha incuriosito e devo dire che ho notato che proprio tu hai questa canzone, però non sapevo La di Tramontana, questa. sì. È una canzone vecchia. È una canzone degli anni 60 che io ho rifatto in napoletano nel CD Solemare, che ha avuto un grandissimo successo, dove c'è una spina e una rosa, che ha dato sfogo a vendere questo CD. Ma infatti io prima di leggere il messaggio mi sono voluta rassicurare che fosse realmente tua questa canzone, visto e considerato che non me la ricordavo. Comunque, continua con i messaggini. Ciao bella radio, mando la buonanotte a mio marito, un bacio, ciao giù. Ah, ecco, bravissimo Simone Toscano, un bacio da Cetti, da parte di Cetti, e poi c'è anche un salutino per Giusy che poco fa ha ballato, sempre da parte sua, che dice sei bellissima. Da Piero da Francofonte abbiamo una buona serata con un saluto per il compare Peppe. Poi abbiamo una serata a tutti da parte di chi ci scrive, si chiama Leon, scrive da sono Leon Piazza. Leon Piazza, ok, provincia di Agrigento, va bene. A Menfi, in particolare da Menfi. San Leone, Agrigento, è un quartiere di Agrigento. San Leone. San Leone. Io ho capito che si chiamava Leone. Vabbè. Poi imbranata. Voleva dedicare una canzone tua, Cuore matto, alla sua ragazza. Ah sì, il cuore matto, cadevo giù bene, e ti vuol bene tutto ciò che fai, ma non capito che sei andata via, che ti ha lasciato e non ritornerà. Un cuore matto, matto da legare, un cuore matto, e questo da parte di quell'album che uccisi anni fa, che ha avuto un grande successo, Sole Mare. Esatto. L'abbiamo accontentato. Allora, una buona serata da Angelo Finocchiaro, il quale voleva ascoltare A mamma è meglio da figlia. Come A mamma è meglio da figlia? No, e qua c'è Una buona serata a tutti da la parte figlia. di Salvo da Catania, il quale voleva dedicare una canzone di Angelo Mauro alla sua ragazza di nome Mariella. Poi che abbiamo qui? Angelo Mauro, puoi cantare Fumo, vabbè. Fumo L'ho già l'ha già cantata. L'abbiamo già fatta. Va bene, io direi Va bene, blocchiamoci, sì. basta con i messaggini. Perché mi sa che noi No, adesso facciamo siamo- la canzone invece Te voglio assaggiare e poi chiudiamo con Profumo. Allora adesso ritorniamo, andiamo nell'attuale, proprio nell'ultimo L'ultimo CD di Angelo CD, Mauro, Te voglio assaggiare. il 90° CD, Te voglio assaggiare. È arrivato il momento di andare proprio con il brano di punta, forse, di questo album. Allora, sì, sono 3 i brani che mi stanno camminando, anche perché li sto gettonando anche fuori. Sono Te voglio assaggiare, il duetto Sì. con Francesca, e anche quello con Simone. Però c'è un brano che è la settima, che poi magari in radio farete ascoltare, Sì. che è di una dolcezza Aspetta, qual è la numero 7? Mi dite il titolo? infinita. Il numero 7 che titolo porta, per favore, Alberto? Invece di guardare il CD. O cuore mio? Amore mio. No, Amore che amore mio. Tutto inutile. È tutto inutile, è una canzone bellissima, dolcissima. Domani bella, la metto bella, io in radio. Bella, bella, bella. Va bene, allora Va adesso bene. andiamo con Andiamo con questo l'allegria. brano che è stato richiesto. Te Te voglio voglio assaggiare.
voglio assaggiare. Te voglio Se voglio assaggiare. Proprio. Ma tu sai chi qui, ha scritto questo brano? Qui. Due dei più grandi autori di Napoli. Sì. Cassaburi Percopo. Esatto, Cassaburi Percopo, ci sta anche scritto qui nell'album 10 brani contenuti nell'album Te voglio assaggiare. Mi raccomando, sempre la GS, ricordiamo. Sempre la GS. Lo potete andare ad acquistare qualora ancora Sempre non di l'avete. pomeriggio. Sempre di pomeriggio. Ma perché di mattina sono chiusi? Sì. Vabbè. Senti, ok, allora, abbiamo ormai raggiunto il termine. Sì. Abbiamo ormai raggiunto il termine, quindi noi chiediamo come sempre scusa per... Certo, abbiamo un altro video. Lo facciamo vedere? Certo. Allora, qui mi sembra che sono a Trapani, se non vado errato. Sì, Trapani. Trapani, vediamo Sì, un pochino sì, vediamo. allora cosa succede in Sicilia invece, visto che abbiamo fatto vedere un po' tutte le parti del mondo. Facciamo vedere un pochino anche quello che succede in Sicilia, esattamente a Trapani. Ti ricordi quanto tempo fa questo video è stato girato? Ma 6 anni fa, questo periodo qua. Ok, dai. Avevo più capelli. Vabbè, quelli sono dettagli, i capelli. Ok, Vai. andiamo, vediamo cosa succede a Trapani. Mi piace una cogliona che voce tanto bella e soffre nostalgia e dice la mamma tua che sono con l'amore tua e non me vola e dammo cuore ti e dammo cuore ti ta e dammo cuore ti e dammo cuore ti ta. So gelosia una guagliona che nell'occhio è una Madonna e soffre nostalgia E dammo cuore digità. Diciamo Eccomi che qua. tu sei andato di là a guardare anche quello che succedeva, Quella è la meraviglioso. piazza più grande che c'è a Trapani. Questo è un brano che dedico al piccolino che ci sta guardando da lassù. Sì, perché Sulla abbiamo i terrazza, balconi che pieni. piace tantissimo. E dammo cuore digità. 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 Va bene, è un cuore che non batte mai. E questo l'ho detto, lui ha un ampio campo musicale che ricomprende di tutto e di più, ma soprattutto l'allegria. L'allegria di Angelo Mauro, che io ho avuto il piacere di vedere alcune volte qui in piazza e sono rimasta ammagliata di quello che ha fatto. Abbiamo l'ultimo brano in chiusura, l'ultimo brano che avevamo detto prima. Sì, no, io volevo chiamare qui un amico mio, perché io ci tengo tantissimo, perché è uno che innanzitutto ha creduto in me, perché l'anno scorso mi ha fatto fare due feste di piazza e poi è una persona squisita, un grandissimo amico mio. E io ho il Vuoi cantarla piacere, con lui? lui ha il piacere, io ho il piacere, noi abbiamo il piacere, voglio chiudere con lui questa canzone perché io l'ho promessa e lo voglio fare, perché la parola si mantiene. Vorrei chiamare Iano Toro qui. Sebastiano vicino a me. Toro, vieni Sebastiano, Sebi. vieni qua. Vieni qua vicino a noi, fategli uno stacchetto ragazzi. Allora, grazie. Anche perché, a parte... Grazie. Vieni Iano. Grazie. Sebastiano, vieni. Buonasera. Allora, Buonasera. a parte che lui... L'amico mio Francesco Spadaglia mi ha dato una spinta. Zoppede! È un applauso e un saluto per la tua guarigione perché No, ma sta benissimo, è andata bene, guarda. sai meglio di prima. L'influenza è una brutta cosa, ma si è ripresa. Sì, magari l'influenza. Va bene, l'importante è che è andato tutto Guarda, bene è e lui è con arrivata e noi. se n'è andata come un'influenza, capito? Ah, Quindi ecco, è un'influenza. questa la... Capito? Ecco. Vabbè, Quindi è noi cantiamo un un'influenza. brano insieme, così chiudiamo insieme con questo brano. Dici D'Angelo lui? Glielo dici tu o glielo dico io? Dicilo insieme. Allora, dillo tu per prima. Sei Io me ne pronto? vado. Dici D'Angelo. Vai. Dici D'Angelo a sta compagna vostra ha già perduto sogni a fantasia
pensi sempre che tutta vita mia decida in lui che non mi scordo più che voglio bene io voglio bene assai Chiara decida in lui che non mi scordo mai è una passione che forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. Benissimo, certo, è andata bene, dai, facciamo un applauso. Grazie, grazie, grazie. Va bene, e il tuo pupillo, va bene. A questo punto io volevo richiamare qui la nostra presentatrice che stasera fa un po' di tutto qua. Allora, no, scusatemi, io entro di schiena, questa volta entro di schiena, proprio Sì. le sto combinando di tutti i colori. Ma siamo in diretta qui stasera. No, sai Senti. perché stavo cercando di farvi uno zoom perché siete stati così belli che vi volevo fotografare con il telefonino, appunto stavo zoomando perché volevo fare una foto e mi hanno distratta. Va bene. Sebastiano, noi ci vediamo subito dopo, non andare via. Grazie che Seppi per dobbiamo esserci parlare. stato, è stata una bellissima Va sorpresa bene, questa. senti, Ah. con tutti i brani che ho cantato, ma quale ricanterò adesso? Ah, ne fai una sorpresa. non so, ce la facciamo? Ne riprendi una che hai fatto già Facciamo fatto? Profumo? L'avevamo detto. Chiudiamo con Profumo, dai. L'avevamo ok? detto. E Va dopo bene. arriviamo per i saluti finali. Sì, allora, dopo Dopo i saluti. Bene. Adesso andiamo con l'ultimo Profumo! brano. Sempre con Angelo Mauro. Quante volte te braccia te cerchi e non saccia dove stai e non saccia dove stava io. Quante volte te suona te chiamo pensando che fai, pensando che fai io. E sto cuore che amore passione e non sa dove stai tu. Io devo essere che mani in te mano a signora così. Profumo, soltanto il tuo profumo rimane in questa stanza che desideri e profumo con mano ossessione macina lentamente sta vita d'ambiente a me e quando sto telefono mi dà una mano a me non si fa più sentire già sei scordate me. Profumo, soltanto il tuo profumo rimane in questa stanza che desideri quante volte te braccia te cerchi e non saccio che fai e non saccio che fai io. Quante volte te suona te chiamo pensando a dove stai, pensando a dove stai. E sto cuore che amore passione e non sa dove stai tu. Io devo essere che mani in te mano a signora così. Profumo, soltanto il tuo profumo rimane da sta stanza come parole.
profumo con mano ossessione, macina lentamente, sta vita da mieta a me. Per man questo telefono, me da una mano a me, non si fa più sentire, già sei scordata di me. Profumo, soltanto il tuo profumo rimane da sta stanza. Maestro, finale. Che che profumo di successo che io credo che con questo profumo ha avuto. Sì. Ha avuto un bel profumo questa un bel puntata. Profumo, sì, sono assolutamente. veramente contento di aver ricevuto tante telefonate, tantissimi messaggi. Tanti, chissà ancora quanti ce ne saranno lì. Sì. E il telefono squilla, è stato scaricato, siamo riusciti a metterlo sotto carica. Io il tempo che vado di là ogni volta squilla, non si ferma. Quindi ringraziamo tutti e vi chiediamo soprattutto scusa per tutte le chiamate. Certo, sono tante. Il tempo è poco, però abbiamo preferito farlo cantare perché sicuramente in tantissimi volevate sentirlo cantare e volete sentirlo cantare ancora, ma ahimè il tempo a disposizione purtroppo è terminato. Io a questo punto organizziamo uno spettacolo con Angelo Mauro, sono d'accordo. Chiederei ad Antonella di venire qui per i saluti finali, quindi Garanto, vieni. Antonella, vieni qua. Salutiamo Perché- gli amici qui stasera presenti. Vorrei anche l'artista, il piccolo, che poi dico, quello è più lungo di me, Simone però è Toscano. sempre piccolo. Vieni Simone. Francesca Francesca Salici è andata via. a casa per motivi Esatto. familiari. Io E un voglio- altro cantante che non è venuto stasera per motivi, perché lui aveva un impegno, non è potuto essere qui, ed è il nostro Marco Fabiani, che Sì, ha un Marco, duetto con me. anche Perché lo lui. salutiamo Gli mandiamo tantissimo. un bacio. Allora, Sì. io come sempre voglio Antonella. ringraziare Villa dei Sogni per averci ospitato, grazie Certo. sempre a Villa dei Sogni che vi ricordiamo si trova in via Camposportivo 48 Lineri, Mister Bianco. Abbiamo il momento foto, vieni Simone perché SOS mettetevi in posizione anche voi che abbiamo la foto, tutti quanti belli più che posizionati con un bel sorriso a 360 denti, vedi Zorro, arriva lui quando si tratta di foto. Sì, Mettiamoci in sorriso, dai 1, 2, 3 che non smettiamo di parlare. Ok? Benissimo. E allora, prima no, basta, è venuta benissimo Zorro, sì, tranquillo, non ti preoccupare. Ci piace. Quindi dicevo, ringraziamo voi che siete stati con noi. Antonella, vuoi fare i tuoi salutini? Una buona serata a tutti, come sempre serata emozionante, come sempre vi abbiamo regalato lo spettacolo a casa vostra, comodamente seduti. Noi abbiamo lavorato per voi, però abbiamo lavorato veramente felici e contenti perché questa sera abbiamo avuto un grande artista come Angelo Mauro. Grazie. Grazie, vi voglio bene. Sebastiano Toro, Sebastiano, vieni. Vieni qua, Simone, fai Non ti anche tu i tuoi vergognare, saluti. vieni. Io volevo ringraziare ancora una volta Angelo Mauro per Grazie. l'ospitalità, soprattutto la SOS Band e a tutto il pubblico che c'è qui. Certo. Grazie, grazie Simone, prestami questo e facciamo salutare anche a Simone. Vabbè, sì, io mi sono andata. Iano, A Sebastiano. Toro. Sebi Toro, Sebastiano, dai. E allora, i ringraziamenti non si fanno. No, basta un ciao a tutti e a presto. Un ciao a tutti Ci e a vediamo presto. presto. Va bene, e da Grazie. parte mia, grazie per l'affetto, grazie per le Un'altra telefonate, foto, ragazzi. grazie per tutti i messaggi che avete mandato, Guardatela. grazie alla banda qui dietro, La che SOS. all'SOS che ha veramente dato tantissimo stasera nel riguardante la musicalità. Vi voglio bene, mi raccomando, vogliatemi bene. Buonanotte! Buonanotte, Grazie buonanotte a a tutti. tutti. Ciao a tutti. Ciao Sicilia!
della Radio TV ha presentato Belle in piscina. In una straordinaria location ogni settimana saranno presenti fantastici ospiti. Il tutto in compagnia di Mary Milani. Passare a miglior vita non sarà più un modo di dire. Onoranze Funebri Nuova Vecchio propone Funerali Deluxe con carro funebre Porsche Panamera che in esclusiva mondiale trovi solo da noi. Onoranze Funebri Nuova Vecchio soddisfa le richieste dei clienti più esigenti, anche i più particolari. La Nuova Vecchio organizza e cura ogni dettaglio in maniera minuziosa, garantendo professionalità e serietà. A Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86 e in via Plebiscito 677 di fronte ospedale Vittorio Emanuele. 095 21 68 215 392 11 90 876. Funerali in grande stile, la certezza di essere unici. Serenità, pace, saggezza, i valori della vita. Ritrovali con Luigi, in arte Oris il mago bianco, operatore dell'occulto, qualificato in ritualistica sudamericana. Oris ti aiuterà a ritrovare la strada della verità e a superare gli ostacoli sul tuo cammino. Chiama con fiducia allo 095 53 33 58 o vieni nello studio di via De Branca 12 Catania. Oris, il mago bianco, la verità finalmente alla portata di tutti. È giunta l'ora della pausa caffè. Punto Caffè, tutto il gusto di un buon caffè espresso racchiuso in comode cialde e capsule originali e compatibili per ogni tipo di macchina da caffè. Nespresso e a modo mio. Cioccolato, tè, ginseng e orzo. Da Punto Caffè, macchine da caffè in comodato d'uso o da comprare con pagamenti personalizzati. Punto Caffè di Cambria Sebastiano, a Catania in via Plebiscito 198. Servizio a domicilio 095 34 77 51. Si effettua macinazione caffè. 150 cialde Borbone più kit accessori 25 euro. 150 cialde Poker Caffè 16,50 euro. 100 capsule Poker Caffè compatibili con tutte le marche 15,90 euro. Toro Arredamenti ha le soluzioni che cercavi per fare della tua casa l'ambiente che sogni. Toro Arredamenti, una grande scelta di cucine componibili. Mobili classici e moderni. Favolose camerette, comodi salotti e camere da letto da sogno. Toro Arredamenti adesso è anche Relax. Vendita di materassi Salus, Permaflex e Vigorflex. Toro Relax ti offre una rete, un materasso e un guanciale a soli 99 euro. Toro Arredamenti, via Lenin 70, Lineri Mister Bianco. Le soluzioni che cercavi. È il nuovo showroom in via Lenin 59. Arrivau paniconzato di scillichenti, bello, cauro. A Catania, nel cuore del centro storico, in via Coppola 47, finalmente ha aperto Crusca Paniconzatu, tutta la tradizione del vero paniconzatu di Scillicenti. Crusca Paniconzatu è anche panineria. Vieni, ordini e gusti le nostre prelibatezze in pieno relax, comodamente seduto al tuo tavolo. O se preferisci, ordina con servizio a domicilio gratuito. 340 23 12 748. Da Scillicenti a Catania, Crusca Paniconzatu. Ogni 2 panini, una lattina omaggio. Ogni 2 ciambelle, una lattina omaggio. Ho rottamato la mia vecchia auto. Sai quanto mi è costato? Nemmeno un centesimo. Sicil Rottami. Rottamiamo la tua vecchia auto a costi zero. Ci troviamo a Catania, terza strada 4, zona industriale. Sicil Rottami, dal 1984 al tuo servizio. Demolizioni auto e veicoli industriali. Demolizioni industriali. Raccolta metalli ferrosi e batterie esauste. Contattaci con fiducia. Sicil Rottami, a Catania, terza strada 4, zona industriale. Telefono 095 713 9221. sicilrottami.com. Se volete acquistare pezzi di ricambio auto usati, chiamate Andrea 342 02 56 278. PN Serramenti, fabbrica di zanzariere e avvolgibili, grande esposizione di porte interne in legno, cancelli di protezione in ferro, prezzi da non credere e finanziamenti a tasso zero. Visitate il negozio, vasta scelta di zanzariere, avvolgibili, porte in legno e cancelli di protezione in ferro. PN Serramenti a Gravina di Catania, via Gramsci 42, 095 75 45 338. Un posto non soltanto per dormire, ma anche per sognare. Un posto dove crescere una famiglia con amore e dove provare gioia per il resto della vita.
La tua casa. La tua casa. Il Centro Colori lo sa e riesce a soddisfare ogni tuo desiderio. Progettiamo e stampiamo bordi, carte da parati, stencil e stampe di grandi dimensioni. Realizziamo qualsiasi colore e decoro per le tue pareti di casa. Centro Colori, ferramenta, idraulica ed elettricità. A Catania, in via della Concordia 142, Centro Colori. Per una vita a colori. Tempera 13 litri 9,90 €. Glitter 3 €. Ed adesso anche a Jar, in via Luigi Sturzo, numero 34. A Catania ha aperto un nuovo negozio dedicato alle bevande di ogni genere. Non solo alcolici. In grosso e dettaglio. Spegni la tua sete. Goditi una piacevole bibita rinfrescante. Scegli i vini da portare sulla tua tavola. Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti. Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso. Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania. Info 348 10 50 454. Confezione. Acqua Elete Levissima da 1,5 litri, 1,99 €. Coeco SRL, azienda specializzata nel settore del commercio di prodotti siderurgici ad alto livello. Ferro, ferro battuto, zincati, reti, grecate zincate e preverniciate, termocoperture e termopareti, grigliati metallici, asolati, ferramenta, tetto finta tegola, travi, tubi metallici e lamiere. La costante attenzione al soddisfacimento dei bisogni del cliente e il monitoraggio continuo delle evoluzioni del mercato fanno di Coeco SRL un punto di riferimento presente e affidabile nel commercio dei prodotti siderurgici. A Catania, via Campo Sportivo Mister Bianco. E a Messina, contrada a Roccamotore, salita Larderia. Info 095 39 88 64. Coeco SRL, i migliori prodotti siderurgici a portata di mano. Sei stanco di fare interminabili file agli sportelli per pagare i tuoi bollettini postali? A Librino ha aperto City Poste Payment, l'agenzia di poste private dove si possono effettuare pagamenti di tutti i tipi di bollettini in modo semplice e veloce a un costo massimo di 1,50 €. City Poste conviene. Vieni a pagare i tuoi bollettini da noi. Risparmia il tuo tempo. Ci trovi a Catania, in Viale Nitta 3M Librino, presso l'agenzia di scommesse sportive Librino Games. Ambulatorio polispecialistico Nova Dental. Un team di medici specialisti al vostro servizio. Il poliambulatorio Nova Dental offre numerose prestazioni specialistiche qualificate. Odontoiatria e protesi dentaria. Ginecologia e ostetricia. Ecografie ed ecodoppler. Visite ocolistiche. Visite mediche e rinnovo patenti. Medicina sportiva e consulenza nutrizionale. Psicologi, psicoterapia. Nova Dental. Viale Librino 1A, Catania Librino. Info 095 21 61 872. www.novadentalsas.it. Adesso è in Piazza Galatea. Piazza Galatea. Sì, adesso è in Piazza Galatea. Piazza Galatea. È in Piazza Galatea. Scusate, chi è in Piazza Galatea? Panineria Nazzarosa si è trasferita in Piazza Galatea. E voi lo sapevate? Panineria Nazzarosa da Giuseppe, da anni tutta la bontà dei panini che avete amato di più. Adesso in una nuova location. Da soli o con gli amici, venite a gustare i nostri straordinari panini con tanti condimenti e contorni di ogni tipo. Tutte le sere in Piazza Galatea e sulla nostra pagina Facebook. Panineria Nazzarosa da Giuseppe. La tua pubblicità? 330 670 894.